Ci siamo, via, perché lo so come funziona, lo so, ecco che diventa complicata, però un attimo solo, tutto a posto, mi sentite, mi vedete? Avevo una cosa importante da fare che troverete domani sul canale. Mi sentite? Parte tutto, è tutto a posto? Sì, trovate domani sul canale alle 9 del mattino, quindi iscrivetevi al canale. Se non siete iscritti al canale siete completamente pazzi. Lo sapete come funziona. Bevi tantissimo, perché se non bevi... Allora, la partita è cominciata da 3 minuti e 30 secondi, non ho alcuna idea, ma era un'intervista che dovevamo fare. E quindi lasciamo così alla vostra immaginazione chi potrebbe essere l'intervistato di domani. È una cosa che poi magari più in là ne parliamo, ma ci guardiamo questa partita e non so se tifare per l'Atalanta, se tifare per una bella... Io vorrei che si stancassero. Fondamentalmente io spero che vadano avanti, vi dico la verità, perché sono cose calcisticamente difficili, statisticamente impossibili, tutte queste cose qua, però se ci riteniamo, se facciamo i calcoli, il Napoli è padrone del proprio destino. Se vincesse con la Juventus, se vincesse tutte le partite, vabbè, è possibile magari. Speriamo di vedere una bella partita. Allora, devo vedere ancora le formazioni, ma vedo un Gosens da qualche parte, quindi vediamo un pochino calendario. Il giusto coraggio. Bergo mi è caressa. Allora, nel frattempo vi saluto, devo organizzare anche il banner. Ciao Angela, ciao Giorgio, ciao Evelyn, ciao Stream Elements, ciao Tina, che poi sarebbe Ivan. Ma sta attaccando l'Atalanta, attenzione, il passaggio, mo mi organizzo, non vi preoccupate che mo mi organizzo per bene, perché l'Atalanta la vedo bella aggressiva e convinta. Pallone recuperato. Chi è? Malinowski, il cross al centro, anticipato Zapata, ma l'Atalanta ritorna in possesso di palla, bella aggressiva, altissima, palla ora a Gosens sulla sinistra, il cross basso a cercare Muriel, credo sia Muriel da quella parte, sì, c'è Muriel, Pasalic, Malinowski, non c'è Zapata, Gosens, Pessina, Deron, Maele, Ginziti, Romero, Toloi, con Sportiello in porta, mentre Real Madrid, Courtois, Varane, Sergio Ramos, Nacho, già io quando conto parte prima, poi non lo so come... Vasquez, Valverde, Modric, Toni Kroos, Mendy, Vinicius Junior, Benzema e mamma Carmen, sarà una bella partita, ragazzi. Sarà una bella partita. Saluto Luca Elca, saluto Falco75, saluto Antonio Grassi, saluto Cristian Acampa, Giorgio Mele, Nando, dai, Paco, Carlo Miele, Salvatore Cozzolino, Brewer alla grande, Salvatore Troianiello. Ci siete tutti, mi fa piacere, Giuseppe Vespero. Dai, allora, dov'è il banner? Non spoiler please, Real, facciamo Real Atalanta 0-0. La vediamo bella, capito, rilassati stavolta, rilassatissimi, non c'è quella tensione incredibile che c'era dall'altra parte, ma Luigi Della Vecchia, The Sweepers, Ben, Alcamar, vedi? Salvatore, io mi sento di tifare per l'Atalanta perché se vanno... Ma attenzione, c'è un fallo probabilmente di Toloi, l'arbitro non lo chiama, gli va bene secondo me a Toloi. Ricordiamo che all'andata ci sono stati dei mezzi scandalucci arbitrali, ricordiamolo, cerchiamo di essere onesti da tutti i punti di vista, e che non avvengano, perché il Real è una di quelle squadre diciamo molto rispettata in campo internazionale. Buonasera Baby Fox, buonasera Roberto. Dai, allora, Muriel in possesso di palla. Non ho fatto i gargarismi, Rita, non li ho fatti, mi sono scordato.
No, è ingoiato. Attenzione al Real Madrid che sta impostando in questo momento, è a mid campo. C'è Mendy? Sì, è Mendy, mamma mia. Che poi Mendy è il fratello di quell'altro Mendy, quello che poi stava al Manchester City e si infortunò. Attenzione a Modric. Vinicius non è quel Vinicius che conosciamo noi, insomma ci sono vari spunti che potrebbero confonderci, ma è vero che sta giocando 3-5-2? Voglio capire se il Real Madrid sta giocando col 3-5-2 veramente oppure no, perché Mendy alla fine è un terzino di spinta e sta molto alto, potrebbe anche essere tranquillamente un terzino che diventa centrocampista. Vediamo di capirla. Allora vi dico subito a che minuto stiamo. In questo momento 42, 43, 8 minuti e 45. In questo momento attenzione a Luigi Della Vecchia. Se toniamo il Napoli vince anche con la Roma. Boom Luigi, boom, mamma mia. C'è anche il Pidio, c'è Antonio, c'è Andrea. Benvenuti ragazzi, benvenuti. Ovviamente a fine primo tempo facciamo anche un bel recap delle cose di Napoli, noi parliamo del Napoli. Ora voglio guardarmi questa partita perché ci interessa anche capire in campo internazionale se ci riusciamo a far rispettare come italiani, perché le altre squadre, insomma, l'Inter è uscita subito, la Juventus è uscita subito, la Lazio probabilmente a meno di miracoli uscirà domani, e quindi l'unica speranzella di far bene nell'Europa importante è riposta. La speranza è riposta, così si dice, ripostiglio, è riposta nell'Atalanta del Gasp. Real in possesso di palla, quando tra 7 secondi siamo al 10° minuto, recupero palla dell'Atalanta che prova subito in verticale a servire Pasalic sulla fascia sinistra, si ferma e si beve l'avversario per 2 volte, poi il passaggio non è perfetto per Malinowski, ma buona iniziativa di Pasalic, quindi con Malinowski e Pasalic col doppio trequartista, con Muriel unica punta. Ora è Toloi e si torna da Sportiello che è ben oltre la sua area di competenza, mentre Gosens era un po' più basso. Ancora in verticale per Pasalic, ancora un buon movimento, ma stavolta perde la disponibilità del pallone Gym City. Bravo a recuperare. Io non sono un grande imitatore, però mi piacciono le voci, mi piacciono i suoni. Fatemi tenere a gioco. Io non ho nemmeno lanciato la notifichetta a Telegram, maronna, mi sono completamente pazzo. Sono io completamente pazzo. Se non siete iscritti al canale Telegram, fatelo, trovate il link in descrizione. Perché? Perché altrimenti non potete partecipare alla giveaway dei 7.500 che veramente sta arrivando. È a giorni, è praticamente a giorni. Noi ci arriviamo più presto del previsto. Quindi iscrivetevi, perché poi dopo, ma come, non posso partecipare? No, non puoi partecipare perché se non sei iscritto al canale Telegram non riesco a trovarvi. È così, anche se ci conosciamo, anche se rispondo a tutti i vostri commenti, ci conosciamo di persone, ci conosciamo su Facebook, no, bisogna essere iscritti al canale Telegram, altrimenti vado in difficoltà. Deve essere, siamo live. Fatemi mandare questa notifichetta mentre Sportiello è in possesso di palla, non ha importanza. Allora, share, condividete la live con i vostri amici, non ve lo chiedo mai, magari qualcuno gli interessa, se avete un amico atalantino, un amico che è simpatizzante del Real Madrid. Gosens per Muriel, si muove Pasalic, Muriel lo serve nello spazio ma viene anticipato Pasalic. Sergio Ramos la mette in calcio d'angolo. È buono il movimento di Pasalic, Sergio Ramos è attento e gliela tocca con la punta. E ci sarà un calcio d'angolo per l'Atalanta quando io ancora devo mandare
Ancora devo mandare la notifichetta, ma è tutto a posto. Sono quelle giornate. Il cross, no, ribattuto. Sono quelle giornate pazzesche, ragazzi. Quei martedì, veramente martedì pazzesco. Ancora Mendy, il colpo di testa, ma c'è fallo. Calcio di punizione per l'Atalanta, è una sorta di corner corto, il famoso corner corto. E vedete Fabio, si era dimenticato il like. Capita, amico mio, capita, non è colpa tua, non è colpa tua. È una questione che uno si collega, si mette là, si diverte e mette la cosa insieme, mette in sincrono la live e tutto, e capita. È in questo momento che voi dovreste lasciare il like, perché ve l'ho ricordato. Allora voi lasciate il like e roviniamo l'algoritmo di YouTube, che non è abituato a tutti questi like e a tutta questa presenza, a tutti questi commenti. Non ci può, YouTube Italia non ci può credere. E va pure in difficoltà, perché questi sono live che partono da New York, e allora tutti questi live dall'Italia, ma che cosa significa? Ma come mai? Ma come mai? Il corner corto per l'Atalanta, sul pallone Muriel, la scodellerà al centro ad uscire, l'arbitro richiama giocatori che si strattonano in aria. Attenzione ai tocchettini, attenzione alle strattonate, il cross è buono, ha provato l'acrobazia Romero e aveva anche alzato il braccio per non so per che cosa, perché quale, forse un tocco col braccio sul tentativo di rovesciata, mentre scodella la palla in questo momento è per Gosens al centro verso il sinistro di Malinowski, che però non parte, caro come si chiama? Cares. Gym City per Gosens, prova a far partire il cross, colpisce un avversario e sarà ancora calcio d'angolo per l'Atalanta, che ci crede, eh? Vediamo, Romero prova la sforbiciata. Forse c'è un mezzo comituccio, però non si vedeva bene, non si capisce. E vediamo qua. Io dico che ma di nuovo, e allora si è rotto. Allora si è rotto YouTube. Ma Gym City alto. La palla stava vagando nell'aria. E quindi Luigi Della Vecchia ci rifai spesso. Com'è questa storia? Bah. La fase difensiva, bravo Carlo, è importante la fase difensiva, poi c'è la fase offensiva anche, di notte e di mattina, che poi si può fare anche Ina, si può fare. Palla che finisce in fallo laterale, e mi ascolto un messaggio vocale un attimo. Fate conto che non è successo niente, aspettate un secondo, perché è importante, proprio sulla fase difensiva è importante. Quando ve lo faccio sentire, perché questo riguarda tutti noi. Fluidius, buonasera, no, buongiorno a te e buonasera a me. Domani pomeriggio registro e poi in serata barra nottata monto e tutto. Spero non sia troppo tardi. Ti rispondo in diretta, Wave, non è assolutamente troppo tardi, tutto il mondo di YouTube ti ha ascoltato e lo aspetto con ansia, dopodiché sarà la fase difensiva e ci divertiamo tutti quanti insieme. Gli amici bellini in questo momento stanno aspettando, sono in attesa, sono arrivati 103 like proprio per te, ti abbraccio. Continuiamo la telecronaca di Real Madrid-Atalanta. Aggregate, attenzione, il Real in questo momento imposta un'azione di contrattacco, c'è Benzema col suo solito movimento a controllare il pallone che ritorna indietro da Toni Kroos, e ora vediamo Mendy sulla fascia sinistra che punta Melé. Questa sarà una sfida importante, perché probabilmente è lì che l'Atalanta può soffrire un pochino, ma fanno buona guardia i difensori della Dea, e in questo momento ancora Mendy che è costretto a tornare indietro, gli soffia per un attimo il pallone,
ma riesce a ripartire ora con Vinicius, vediamo se riesce a mettere il pallone in centro, movimento di gambe, il cross sul secondo palo, c'è un buon anticipo di Gosens che toglie da mezzo le frasche, ma c'è un controcross, ancora Romero e ancora poi il tiro ribattuto da parte di Toni Kroos, ritorna in possesso di palla l'Atalanta, il Real Madrid, non facciamo confusioni, e adesso l'Atalanta può respirare, pallone in fallo laterale, c'è stata una buona costruzione sulla sinistra. Molto bene sull'esterno Fabio, perché la diagonale eccetera eccetera. Vediamo un po'. Valverde, Vasquez. Allora, vediamo un pochino. Rigore c'è, guardo arbitro fischia. Sì. Il gioco, finisci la frase, pure mi diverte, perché io stavo raccogliendo un pochino tutti i vostri spunti al riguardo, e potrebbe essere poi la canzone proprio della community, nel senso che con ognuno dei vostri commenti io faccio una mini strofa, una mini cosa, e potrebbe essere una cosa. Possiamo fare un video apposito, vedi, la fase offensiva, manca un poco di inventiva, cioè non si finisce più, veramente è una cosa straordinaria. Se ognuno di voi ne mette una, questa me la scrivo, perché ho scritto pure, per esempio, i polli e la gallina, perché noi siamo i polli e la gallina che fa l'uovo fa la frittata, poi c'era un po' approssimativa, dobbiamo fare la preventiva, in porto ci sta Ospina, la fase offensiva, poi c'è la fase negativa, la fase positiva, insomma, quindi manca un poco di inventiva. Mendy avanza sulla sinistra, pallone per Benzema, ancora per Mendy, cercano di chiudere il triangolo, ci riescono, Benzema arriva al tiro ribattuto, prova l'Atalanta a ripartire, ma è bravo il Real Madrid a recuperare palla, ma è brava l'Atalanta a recuperarla con Pasalic. Ora cercano, ma non c'è un po' di frenesia in questa ripartenza, il Real ritorna in possesso di palla. Non è una partita semplice, il Real, ragazzi, è il Real, nonostante sia non il Real galattico che ci ricordiamo, come anche il Barcellona, sono due squadre che sono in fase di rifondazione, diciamoci la verità, quindi l'Atalanta ha le sue chance di portare avanti questo sogno europeo, però il Real mi sembra comunque una squadra di tutto rispetto, che va rispettata, inventiva, manca un poco di inventiva. Dov'è? Allora, pallone perso da Gosens, che si ritrovava al centro del campo con Jim City in libertà. Benzema cerca di servire, sbaglia l'appoggio Benzema, c'è l'anticipo di Melé che ora serve Malinowski. Il problema è rimanere in piedi, è già scivolato 2 volte, ha detto Carezza. Pure può essere. Gosens per Jim City, in proiezione offensiva il centrale dell'Atalanta. Questo è uno degli schemi. Guardate come si è lanciato nello spazio Jim City, non riesce a servirlo perché è marcato, ma questo è una classica azione dell'Atalanta, che si prende dei rischi. Indietro è rimasto solamente Romero, ora è anche Toloi a scendere, ed è qui che quando scende Toloi torna Jim City, perché uno solo alla volta può scendere, altrimenti prendete sicuramente il contropiede, ma è una situazione di coraggio che può mettere in difficoltà la squadra avversaria quando crei superiorità numerica nell'area di rigore. Vasquez controlla il pallone e lo lascia uscire sul fondo. Qui rivediamo l'accelerazione di Vinicius, che ha creato un po' di panico, e lì è stato bravo Gosens ad anticipare Benzema. Atalanta ancora in proiezione offensiva, viene anticipato, rilancio verso Mendy, e bravo Romero a fare buona guardia. Romero secondo me sta facendo un campionato pazzesco, bisogna dirlo, grande acquisto, si è preso la titolarità e non l'ha mollata più. Buono lo stop al volo di Pasalic, controllato ora da Modric, che fa buona guardia, arriva sulla bandierina e riesce a scaricare, ma la palla viene poi toccata da Gosens in fallo laterale. Rivediamo questo lancio lungo, il controllo di Pasalic,
Tanta roba, bella roba proprio. Ascoltiamo le voci a bordo cambio, ascoltiamo i rumori. Lo sai. I rumori. Vediamo un pochino. Allora, pallone nel centro di cerchio campo. Cross fa una cosa spettacolare cadendo, riesce a servire Nacho in profondità. Ancora Mendy, si ritorna indietro. C'è stato un buon contrasto ora dell'Atalanta a centrocampo, ma Cross risolve ancora la situazione. Giostrano quelli del Real Madrid, bellissima verticalizzazione, ma la palla viene intercettata. L'Atalanta ora in questo momento è un attimo in difficoltà, si stanno stringendo di nuovo le linee, ma il Real Madrid trova comunque dei filtranti interessanti per verticalizzare. Ora è Mendy, circondato da due avversari, è costretto il Real a tornare indietro. Si è chiusa bene l'Atalanta in questo momento e provano a far salire la squadra con il pressing quando il pallone torna al portiere Courtois. Il pallone ora viene lanciato lungo per lo scatto di Modric, che entra in contatto con non so chi sia, veramente c'è stata una buona diagonale, ma in questo caso la difesa dell'Atalanta era un po' larga, diciamo, Vincenzo Carbone, dove si deve registrare, amico mio, ti dico subito, se tu clicchi sulla descrizione del video, ora lo so che tu lo stai guardando tramite televisione, è complicato, ma nella descrizione del video, è bellissima questa foto, la postiamo, se tu riesci a cliccare dal cellulare magari nella descrizione del video, trovi il link per il canale Telegram e ti puoi unire. E così, quando ci sarà il momento della giveaway, potrai lasciarmi il tuo username per partecipare alla giveaway bellina, che stavolta non saranno cose mie del mio store, ma saranno cose di calcio, con la collaborazione di Calcio Store 24. Tra l'altro oggi ci dovrebbe arrivare un nuovo pacco, un nuovo pacchetto, quindi un nuovo unboxing è in programma, vediamo quando postarlo. Devo andarlo a recuperare, sono giornate infinite, ragazzi, sono giornate pazzesche, martedì uno dietro all'altro che non si capisce proprio, ma comunque, avete sentito il regno delle due Sicilie? No, ne parliamo a fine primo tempo perché posso vedere i vostri commenti, sono due cose interessanti di cui volevo parlare oggi. Rischia Cross, ma rischiavo anche io. Attenzione, molto aggressivo Gosens, l'arbitro lascia correre Pasalic, serve Malinowski che ha cercato di servire di prima, Muriel ha anticipato. Il Real Madrid ora prova ad impostare un contropiede con il velocissimo Vinicius, prova il doppio passo, no, cerca e trova Benzema, il contro, c'è stato un grande stop, penso da parte di Romero, non ho visto bene, ma il Real Madrid torna in possesso di palla, Modric dalla distanza non trova la porta, c'è stato uno scambio Vinicius-Benzema, il triangolo riuscito, poi Vinicius non ha trovato subito il tiro e c'è stato un recupero da parte di un difensore dell'Atalanta che si è frapposto tra pallone e portiere, vedete? Era Jim City che è riuscito, si è immolato, no? Si è frapposto, si è immolato. Attenzione, mi stavo perdendo a questo, è pazzo. Luigi perché poi non mi arriva l'allerta, è arrivata l'allerta, non lo so se è arrivata l'allerta di prima o l'allerta di dopo, abbiamo distrutto, ragazzi, Gio Pellecchio non c'è più, io non so dov'è, quindi posso farlo questa cosa qua, non c'è, non so dov'è, Concetta non me lo dice. Se non donate avrete Gasperini come allenatore. Ora qui andiamo un attimo in difficoltà,
Perché sì, Gasperini fa giocare bene l'Atalanta, ha avuto tanto tempo a disposizione, io come personaggio non lo sopporto, devo dirvi la verità, ma come personaggio non sopporto nemmeno più Sarri, quindi cerchiamo di capirci. Io darò il benvenuto al prossimo allenatore, qualunque esso sia, se mi fa vedere belle cose in campo. Belle cose in campo. Atalanta in possesso di palla, ora è Toloi che la allunga, De Ron l'allarga per Pasalic, controllato da Vasquez, ancora De Ron, stavolta viene raddoppiato, pallone recuperato da Benzema che prova ad avanzare, è costretto a fermarsi, non si ferma, continua, ne ha superati 40 da solo, senza perdere il possesso di palla. Ora serve Toni Kroos al centro di cerchio campo, che allarga dalla parte sinistra per Mendy, che ha di fronte a sé Mele. Non lo punta Mendy, torna in mezzo al campo e quasi perde palla, ma il Real resta in possesso di palla ora con Modric. Modric è Bobotta, cioè non è altro che Bobotta, i movimenti sono uguali. Modric e Bobotta sono praticamente una questione solo di taglio di capelli, non c'è nessuna differenza secondo me. Malinowski perde palla, ancora palla a Modric, ha davanti a sé Mendy, lo serve, no, credo sia ancora Vinicius che sta in una forma straordinaria, arriva fino in fondo. Questo è il rigore che hanno chiamato a Manolas con il Sassuolo, credetemi che cadono tutti, però quello è rimasto in piedi. Questo più o meno, fatemelo rivedere, cioè Romero mette un pochino la mano, non gli arriva, Vinicius continua e gli dà questo tocchettino. Diciamo, già stava cadendo, non dico mai che è rigore, già stava cadendo Vinicius, il campo era finito, però gli dà questo tocchettino quasi con il penuccio, no? Il penuccio vicino alla chiappa, sulla naccheta, la naccheta, come si dice con rispetto a voi, la naccheta destra qui di Vinicius, e quindi lo tocca e Vinicius cade giù. Questa è la stessa entità del tocco di Bakayoko verso il buon Teo Hernandez, ma veramente lo stesso tipo di violenza di tocco. Se ogni collo di cazzo vogliamo veramente pensare che siano rigori, allora noi ci dobbiamo ricordare tutti quelli che a due mani hanno spinto Politano almeno 5 volte nelle ultime partite. Niente, non è abbastanza, e io stesso ho detto non è abbastanza, non ce lo daranno mai, non ci danno quelli vecchi, non ci danno quelli netti, non ci danno quelli giovani, non ci danno quelli solari, non ci danno quelli lunari. La Pasalic fermato da Modric, bevi. Luigi Della Vecchia di nuovo. No, ma io avevo visto Fabio Versatile senza nulla, senza dire nulla. Tu scendi dalle stelle, oh mia concetta, e io t'ho portata, oh like in da burzetta. Vedi Tony Med com'è forte? Perché lui si sta specializzando ancora di più in quelle di Edoardo. E c'è una cosa che un amico bellino via mail mi sta mandando e mi sta ispirando per un probabile video per il futuro, su un giocatore del Napoli degli anni 50, del 1950 nello specifico, che veniva chiamato Ucammel. Ora, se qualcuno ha memoria storica, per esempio, non so se in chat c'è ancora il Pidio, si parlava di Ucammel, non il cammellone ce l'abbiamo adesso. Il Napoli nel 1950 aveva un giocatore che si chiamava Ucammel. Di chi si tratta? Se qualcuno lo sa. Attila Canarinis, bravissimo Roberto. Canaris, io sono il canario, esattamente. Chi era il cammello nel 1950? Ora lo so che è complicata, Lo so che è complicata. Giacomo, lo so, ho capito, però purtroppo perché stanno montando questa cosa delle polemiche anche in vista adesso della partita che dobbiamo affrontare. Secondo me basta, cioè nel senso, ho capito, fa comodo perché comunque il Napoli, le polemiche, la Lega, il CONI, il rinvio eccetera eccetera, ma perché solamente con noi, con la Juventus niente? Guarda com'è forte, guarda com'è forte Luigi Della Vecchia, mannaggia miseria. Antonio Bacchetti. Ora c'è una leggenda che vuole che Antonio Bacchetti
tra l'altro non è leggenda, è storia, che insomma era un giocatore funambolico, insomma nel Napoli probabilmente fece la sua stagione migliore con 10 gol in 30 gare. Antonio Bacchetti, c'è una leggenda che in Napoli milionaria vuole che Edoardo e Totò, ad un certo punto c'è una scena dove stanno giocando una schedina. Mentre giocano la schedina, nel momento in cui dice Napoli-Inter, che faccio? Metto uno, e Totò dice ma gioca Bacchetti, Edoardo dice sì, allora metti uno. Ora questa scena io a Napoli milionaria non l'ho mai vista e non la trovo, e non vorrei che fosse una scena poi dopo tagliata fuori dall'ultimo director cut, perché poi le scene si tagliano ed è rimasta questa cosa. Attenzione, Modric recupera palla, errore di Sportiello, Modric al centro, Benzema, regalo dell'Atalanta, Benzema approfitta di un fazzoletto, cioè praticamente quello è stato un passaggio scriteriato di Sportiello, e ovviamente recupero palla immediato da parte di Modric, che ha la lucidità, Sportiello se la prende con se stesso ovviamente, Modric ha la lucidità di controllare il pallone, fare 2 passi e servire Benzema che come un falco nell'area di rigore, vedete questo rilancio sbilenco, preda di Modric, il cross basso, e con freddezza Benzema di destro la mette dentro, con Sportiello assolutamente fuori dai giochi, insomma un rigore in movimento, il classico rigore in movimento, più difficile da sbagliare che da segnare. Benzema esulta e qua si fa un po' più dura, ma ovviamente devi stare attento perché il Real Madrid è così, i campioni ci sono, e se tu concedi, già è difficile a prescindere se non concedi niente, se poi concedi anche il regalo ovviamente diventa tutto più complicato. Muriel prova ad incunearsi in area, viene fermato, e vediamo un pochino, in questo momento è ancora Vinicius che stavolta viene fermato bene da Melé, pallone che ritorna al centro, ora è Deron che serve Muriel, allarga per Gosens, si ritorna per vie centrali, Muriel è rimasto sulla tre quarti, il cross, non un vero cross, diciamo un tentativo di servire Gosens in profondità, Gosens la tocca di testa ma non la può controllare. Se l'Atalanta facesse un paio di gol sul 2-2 passerebbe l'Atalanta, perché con 2 gol in trasferta sappiamo la regola, ovviamente un gol in trasferta per il Real Madrid all'andata, e con il 2-2 si passa. Quindi non è tutto perduto, diciamo, al 36esimo, però dobbiamo vedere adesso l'atteggiamento del Real Madrid, se starà un pochino più attendista. Non credo, ma questo potrebbe portare a un tipo di partita diverso. Insomma, avete capito, fate Bacchetti, e quindi io devo capire se veramente questa cosa è stata fatta al cinema oppure no, non lo so. Attenzione, ancora Benzema in possesso di palla, subito fuori dall'area, il movimento per mettersela sul sinistro, viene contrato, ora è Nacho, pallone che torna indietro, il cross di Cross, manata in faccia, dice Caressa a Gosens, rivediamo questa azione. Vabbè, manata involontaria, manata involontariamente. Non c'è nulla, ragazzi, non c'è nulla. Questa è la classica situazione in cui non c'è nulla. Non c'è nulla da vedere. Non c'è nulla da vedere. Allora, ci fanno rivedere il gol, ovviamente impietoso.
L'errore di Sportiello, se lo sognerà la notte. Quando fai questi errori in campionato, magari tu dici vabbè recupero, ma quando lo fai in Champions League diventa tosta. Ora è Jim City che serve Deron, che in profondità cerca a lanciare Pasalic, molto attivo sulla tre quarti, ma viene anticipato. Ora è Modric, perde il controllo di palla, pallone che ritorna nella disponibilità di Romero. Ora è Jim City attaccato, l'Atalanta prova ancora a verticalizzare, ma fa buona guardia Varane su Pasalic, e vediamo un cartellino giallo sventolato dall'arbitro. Fammi vedere nei confronti di chi? Questo. Sul secondo. Sì, ci sta tutto. Il pallone era completamente lontanissimo e quindi il cartellino giallo per Valverde, ci sta tutto. Bravo l'arbitro, molto attento, ma mi sono dimenticato di aggiornare lo spoilerino qua. Non sono un bravo tipografo. Non sono un bravo tipografo. Devo ancora imparare a mettere il timer come gli youtuber professionisti, e piano piano facciamo tutto, ragazzi. Come sapete voi della prima ora, insomma, il canale cresce con voi, il canale cresce live con voi, vi rendete conto dell'evoluzione giorno per giorno, e noi giorno per giorno mettiamo un tasselluccio, un piccolo tasselluccio, come i pezzi di un puzzle. Aggiungiamo un tassello ogni giorno e diventa sempre più professionale, più divertente, più godibile. Ecco, godibile è l'obiettivo. Ancora c'hanno a fare questo gol, ma capite, Modric per Benzema è un gol facile, ma non è che, forse perché non sta accadendo molto altro e allora ce lo fate vedere una continuazione. Sono regie, capito? Regie, perché è reale. Contropiede del Real Madrid, però ci sono più giocatori dell'Atalanta, ma attenzione, Romero. Non ho capito questa cosa. Nacho commette lui fallo? Ma Gosens in possesso di palla, si riparte da Jim City che avanza. Ancora Gosens costretto a tornare indietro. Non è Jim City, perché l'Atalanta anche suggerisce questa costruzione a 3 con la discesa di un centrocampista, che è interessante, che è una cosa che abbiamo visto fare a Gattuso, che faceva anche il Milan però lo faceva in maniera diversa, perché Gattuso fa abbassare Fabian, quindi il centrocampista diventa terzo difensore non centrale, mentre per esempio Pioli faceva abbassare ad alternati Tonali e Kessie al centro tra i due difensori, ed è una cosa che può aiutare quando poi sei a 4. In questo caso, nel caso dell'Atalanta, che loro partono di base a 3, fanno scendere uno dei difensori, si alternano Jim City e Toloi per aiutare anche a riempire l'area, e poi si abbassa un De Ron, un Freuler, insomma un centrale, un Pessina in questo caso perché Freuler non gioca, uno dei centrali alla costruzione dell'azione. Sono cose interessanti che noi dobbiamo vedere, dobbiamo capire, dobbiamo sviluppare. Siamo arrivati a 100 like, no? Siamo 105, considerati i like preventivi dovremmo arrivare a 150 ora, in questo momento che Muriel è in possesso di palla, che cerca di servire un compagno. Malinowski, mamma mia, il tiro di Malinowski com'è bello! Il tiro di Malinowski è proprio qualche cosa, tira bene come tira Zielinski, se la mette sul sinistro, riesce a superare un avversario. Il tiro viene deviato oppure no? No, finisce bello largo, ma Malinowski, ragazzi, c'ha un tiro, il sinistro di Malinowski è bello secco, potente, veramente il suo pezzo forte. Non ha inquadrato la porta.
Il Real Madrid senza fazzolettini parte direttamente con il lancio verso Benzema che la spizza e già questa è un'occasione da gol praticamente. Non è detto che bisogna partire sempre da dietro, non è detto. Se hai giocatori con le caratteristiche adatte, un lancio non è cattiva cosa. Attenzione a Muriel, il controllo con Courtois a metà tra l'uscita e la non uscita, quindi il controllo di Muriel, poi la palla si è persa, ma era una buona idea. Sulla verticalizzazione immediata, ora è Modric, ora che spettacolo Modric, mamma mia che spettacolo Modric. Quando siamo al 43esimo e 20 secondi di questo primo tempo, quindi siamo quasi alla fine di questo primo tempo e leggeremo un pochino di vostri messaggi, di vostri commenti, di cose vostre, di richieste, di domande, di karaoke, possiamo fare anche il karaoke. Courtois, il rilancio lungo, non ci arriva Gosens, ora il controllo da parte di Jim City che la mette in fallo laterale, un po' in affanno in questo momento Jim City, non è facile, gli arrivano da tutte le parti. Benzema chiude un altro triangolo, se ne va, Vasquez continua qui, dice che ha preso il pallone, il difensore dell'Atalanta prova a cambiare fronte e trasformare l'azione da difensiva in difensiva la verticalizzazione non arriva. Muriel per l'anticipo di Sergio Ramos, doveva essere più veloce quella palla, Fabio, lo so, però è difficile, non è che dici vabbè. È una partita complicata, bisogna dirlo, è una partita complicata. Il Real non solo ha qualità, c'ha anche tanta fisicità, c'ha giocatori di un'esperienza veramente fuori dal comune. Il lancio viene controllato ora da Romero, ora è Gosens, ancora Toloi che serve per vie centrali, ancora una verticalizzazione, stavolta pescano bene Muriel. Ma non ci posso credere, Fabio, non ci posso credere. Cioè, praticamente, su questa verticalizzazione, la palla arriva a Muriel, che è in posizione perfetta, ed è praticamente all'1 contro 1 con Ramos, con il portiere in uscita. L'arbitro ha fischiato la fine del primo tempo su questa verticalizzazione. Ora stava guardando il cronometro, non ha visto la verticalizzazione, tutto quello che volete voi, però questo mi sembra un'altra di quelle situazioni che non so se a parti invertite sarebbe successo, ma comunque Davide Vertullo, la fase difensiva, una voragine si apriva, pure mi piace, una voragine si apriva, una voragine si apriva. Sono belli questi spunti, ragazzi. Sono belli, questa la scriviamo insieme praticamente, la scriviamo insieme. Amici bellini, lasciate un like e iscrivetevi al canale. Vale il Real, è sempre il Real, lo so, è proprio così. Siamo a 157, forse qualcuno ha dimenticato, può essere che qualcuno ha dimenticato. Valerio, ho anticipato. Caputo Francesco, cosa hai anticipato, amico mio? Non lo so perché non guardavo la chat, perché lo spoiler è sempre dietro l'angolo. Dicono che l'arbitro guardava il cronometro, esattamente. E vediamo un pochino, secondo te il Napoli passerà? Amico mio, è difficile raggiungere la Champions perché in teoria coi punti tu ce la puoi anche fare, ma sono tante squadre, devi lottartela con l'Atalanta, con la Roma che sta sempre là, non è facile. Tutto molto dipenderà da questi due scontri diretti ravvicinati, che insomma la Roma prima, poi ci sarà la pausa e poi ci sarà quando si recupererà con la Juventus ad aprile, lì ne capiremo di più. Ringrazio Francesco Caputo per la donazione con il super sticker. Francesco Caputo sta diventando un asset importante di questo canale, ragazzi, fa parte della community a tutta forza, veramente a tutta forza, non se ne perde una. Ringrazio tantissimo per il supporto. Parliamo di calcio, niente attacchi personali, niente offese. Ma Nightbot, ma stai tranquillo che qui veramente sono pochissimi gli esempi
di poca sportività, e quando succede qualcuno che dice una parolina fuori posto partono i TVB automatici, non li devo nemmeno chiedere. Quindi mettete like. E sempre Forza Napoli da Calgary, grande Gianni Greco. Tu dici la corsa la dobbiamo fare sul Milan, Salvatore, ma tanti punti hanno avanti, capisci? Tu dici che proprio cedono nelle gambe e vengono meno. Salvatore Cozzolino, senza messaggio, in questo momento senza messaggio, o almeno non lo vedo. Ti ringrazio, amico mio, per il tuo supporto. Ti ringrazia Insigne, ti ringrazia il capitano, perché questo è il supporto che arriva tramite il link PayPal che trovate sotto in descrizione. Vedete che poi resta qui, mentre la super chat resta più sopra. È interessante, è diverso, è un modo anche per darvi la soddisfazione che voi meritate per il vostro supporto incredibile, perché è incredibile. Felice Pirozzi, è vero che c'è un caso Insigne, amico mio, no, ho letto di questa cosa della richiesta di contratto, perché si parlava che il Napoli avesse offerto tipo 2 milioni e mezzo, una cosa del genere, con un contratto più lungo. La risposta adesso dei social, perché non so se è la risposta di Insigne, pare che lui voglia 5 milioni, non lo so. So che ci può stare probabilmente come richiesta da capitano, che sta facendo anche un'ottima stagione. È uno di quei punti veramente seri ed importanti dove il Napoli deve dimostrare coraggio, perché se devi poi fare una rivoluzione può partire anche dal capitano. È una scelta che devi fare, è uno dei migliori giocatori che abbiamo sicuramente, però devono arrivare anche delle offerte importanti, altrimenti che facciamo? Portiamo il capitano a scadenza? Non lo so, diventa complicata. Il tira e molla diventa una brutta storia. Di questo passo l'Atalanta ha la forza di finire terza in campionato, soprattutto se escono, amico mio Luigi, ovviamente si riversano sul campionato e ce la metteranno tutta lì. Buonasera Vale, la difesa della Dea, mamma mia. Sì, purtroppo ragazzi, si fanno imbucare ogni tanto. Il Real Madrid è il Real Madrid, senza dubbio. Però sappiamo che Gasperini gioca così, si prende dei rischi nell'uno contro uno, e quando gli avversari sono più forti, sono più forti. Nello specifico il gol viene da un regalo, quindi diventa così. No, amico, l'Atalanta basta, l'abbiamo già incontrata. Dopo l'Atalanta, se non mi sbaglio, cioè dopo la pausa, se non mi sbaglio, c'è il Crotone prima. L'Atalanta l'abbiamo già affrontata troppe volte, non la voglio affrontare più. Non la voglio affrontare più. Il fischio finale, uguale come contro il Sassuolo, il tempo è il tempo, ma nei 10 secondi in meno né di più. Gioca molto bene questo Real, prevede un'Atalanta sulle ginocchia dal 70°, corrono da pazzi. Vale, ho un'idea, compriamo Benzema e Modric. Queste sono le idee, vedi Mariano, bravissimo, sono quelle idee che le altre squadre non hanno, e lì il Napoli potrebbe con queste idee ritagliarsi un posto anche nel campionato importante. Bravissimo. Collini si è appiccicato con Gasperini, per questo non gioca più. Alla Roma piace, ma io vorrei e preferisco Musso. Allora, due grandi portieri secondo me, Musso e Gollini. Qualcuno mi diceva, non mi ricordo chi, leggevo, ma vedete che con Sportiello l'Atalanta gioca meglio, subisce meglio gol o qualcosa, quindi non lo so, ma è importante questo fatto che s'appiccia con Gasperini. Allora ne è un altro, pure Gomez s'appiccia con Gasperini e Ilicic eccetera, quindi tutti esaltano Gasperini, la gestione di Gasperini, ma alle volte è anche un pochino complicata. È anche un pochino, come anticipato, la mia proposta di cosa diceva Gasperini alla fine del primo tempo. Ecco. Intanto le allerte continuano ad essere impazzite, ritornano le donazioni di prima. Ringrazio Francesco Caputo ancora, non fa niente, ringraziamo 2 volte. Caro Valerio, a novembre dovrei essere a New York per la maratona, casomai ci becchiamo. Grande Vincenzo. Sì, e perché no? Facciamo un raduno? Assolutamente. Speriamo che sarà tutto. Quindi se mi dici che c'è la maratona programmata, vuol dire che pensano bene a livello di risoluzione Covid, eccetera, eccetera. Questa è una buona notizia che mi dai. Allora, vediamo un pochino. Gollini è bravo, ma non è più forte di Meret. Ma sono d'accordo alla fine.
sono due portieri che si possono anche eguagliare. Vale, ti prego, guarda il video di Iannicelli, pasta e patane. Amico mio, lo conosco a memoria, che devo guardare? È chiaro, è chiaro. Io sto ancora prestando la prestazione di Yusai, Teresa, lo so, non ci si può pensare, è un sogno, sai, quegli incubi ricorrenti, questo è un sogno ricorrente, perché è incredibile quello che ci ha fatto vedere. TVB al dislaccatore, sempre come hai visto questo primo tempo, per me Real non infallibile, Atalanta poco cinica. Sì, Claudi, sì, l'Atalanta ha cercato delle verticalizzazioni, il Real sta lì bello attento, e anche loro hanno impostato un pochino sulle ripartenze alla fine. Un primo tempo equilibrato, secondo me. Atalanta si prende i soliti rischi, lo deve fare perché deve segnare, quindi però contro questi campioni se fai quel regalo diventa complicata. Ilicic e Zapata vanno fatti giocare, Gasp presuntuoso, Christian contesta la scelta iniziale di formazione, ci può stare. Ora non lo so se era un'idea da secondo tempo, mantenere in mano e poi dopo attaccare con più foga, vediamo. Adesso ne devono fare 2, quindi immagino che ci sarà una squadra anche più offensiva in campo, magari un Pasalic che scala a centrocampo con l'ingresso di Zapata e Muriel con dietro Malinowski, potrebbe essere una situazione. Lo stesso Ilicic, che però nelle ultime partite non mi è sembrato poi subito decisivissimo, ma vorrei, visto che stiamo a fine primo tempo, fare un ringraziamento al vincitore del commento memorabellino, perché se voi non sapete queste cose siete completamente pazzi. Ad ogni video che posto su YouTube o su Instagram i miei moderatori mi aiutano a trovare i commenti più memorabellini, perché siete straordinari, mi fate ridere, mi fate impazzire. E allora il commento che ha ricevuto tra l'altro più, e quindi io ve lo faccio vedere nelle live, il commento che ha ricevuto una marea di like, l'amico Brewer, che dice così: fossi stato l'arbitro avrei detto io mi chiamo Pasqua ma mica è sempre Natale, e giustamente ha ricevuto una marea di like, commento memorabellino proprio a prescindere, ad honorem, senza proprio alcun dubbio. Ma vince secondo me il premio della critica, e leviamo un attimo il commento di Christian così lo vediamo bene. Vince il premio della critica questo qua, perché io impazzisco. Armando Rossi, mezza capa, e i milanesi quando vi vedevano che dicevano? È rigore, perché questo dicevano i milanesi, con richiami continui e continuati alla cultura, a quello che noi quello con cui noi siamo cresciuti, Edoardo, Totò, De Crescenzo, Troisi, insomma di tutto e di più, come dice la mia amica Rita, perché non si fa intrattenimento se non hai un background culturale, non si fa. Si può gridare, si possono spaccare i piatti a terra, si possono trapanare le cose, l'intrattenimento non lo fai, e quindi ci si rimanda sempre ai grandi del passato, perché i grandi del presente sinceramente sono poca roba, e io vi voglio bene perché voi fate queste cose con me e ci divertiamo da morire. Vedi, non so nemmeno se sta in questo momento online l'amico Brewer. Allora, Alessandro Pastore, Gasperini non è stupido, vuole vincere la partita nel secondo tempo, si è tenuto freschi Ilicic e Zapata, e vediamo se funzionerà questa cosa. Mariano mi dice: sentito l'IPDS o DT, insomma direttore sportivo o tecnico? Mariano, ho sentito, ma l'IP tiene 150 anni. Cioè, non lo so, sinceramente ve lo immaginate un Lippi che a 90 anni si mette a telefono, si mette nell'aereo a parlare con le cose? Sicuramente è una figura internazionale, rispettata, conosciuta, tutto a posto, ma direttore sportivo nel senso che va a fare il mercato, o una figura ulteriore? Perché se è figura ulteriore allora vuol dire che De Laurentiis ha letto la petizione e sta dicendo magari una figura che va benissimo. Ma se deve venire al posto di Giuntoli anche a fare mercato, secondo me è anziano. Secondo me il calcio sta andando avanti e non lo so. Tutte queste idee, capito, che guardano sempre al passato, torna Mazzarri, e torna Sarri, e torna Benitez, e torna quell'altro. Non mi vorrei guardare avanti.
e ringrazio Salvatore Falanga per la donazione. La difesa della Dea si è appollaiata. Dov'è il pollo? Perché purtroppo ci sta, purtroppo ci sta. Dove sta? Sta qua. Pollo sportiello, il pollo sportiello, il pollo che fa la frittata. Ecco, questo potrebbe essere lo sportino nuovo per l'Atalanta, il pollo sportiello. Che rinvio, capito? Potrebbe essere questo il pollo, lo spollino di Gollini. È stato da Polli, l'Atalanta poteva tenerla in bilico. Vedo Zapata che si scalda. 200 like, grazie Polli, non Polli, Polli. Spogliello, esattamente. Pollo, il pollo. E quindi, guardando avanti, lo faccio io il DT. Vai Francesco, proponiti, vediamo se avrai più idee di quelli attuali. Pollastriello, pure ci può stare, Roberto Norelli. Il portiere che gioca bene coi piedi colpisce ancora, Francesco, è Nunzon Baran. È Nunzon Baran che ogni tanto è meglio tirarla forte fuori, in avanti, fai saltare qualcun altro. Non vogliono impararlo. Vale, ma se venisse Juric, come vedresti Insigne e Lozano nel suo 3-5-2? Io non riesco a immaginarli. Amico mio, fondamentalmente Juric sta giocando con un 3-4-2-1. Quindi Insigne e Lozano potrebbero giocare alle spalle della prima punta. Certamente non vorrei vedere né Insigne né Lozano a tutta fascia come quinti. Lì andiamo in difficoltà, lì ci devono andare dei terzini come gioca Juric con Di Marco oppure con Lazovic, non si possono mettere, o Faraoni dall'altra parte, sono tutti terzini di ruolo, quindi non ci vanno gli attaccanti sicuramente. Insigne ci può andare bene da mezza punta, un pochino anche più accentrato, non per forza sull'esterno, e Lozano, certo, Lozano soffre un pochino se lo togli dall'esterno, però Lozano anche da prima punta, quando sta bene con la sua velocità, può mettere in difficoltà. Quindi se fosse questa la scelta poi di ADL, si può anche fare. Ma io pensavo che il gioco dal basso fosse una cosa porno. No, purtroppo non è così. Sono cose che fanno più rischi che altro, ma non giocando Gaollini ci ha pensato Sportiello a fare il pollo. Lozano dal primo minuto? Spero di sì. I ringraziamenti. Penso che Lozano non verrà rischiato da titolare, io spero di sì. Ragazzi, alla fine secondo me era recuperato, ma non volevano, perché poi lo conosci Lozano se ha la possibilità strappa e va in avanti, e magari non era ancora pronto per uno sforzo fisico, magari se lo sono voluti conservare, e con un'altra settimana di preparazione, con riposo, con la preparazione fisica fatta bene, magari può partire da titolare contro la Roma. Sarebbe tanta roba, Zapata entra, bene. No, mi ero perso questo, a me aveva impostato la Z, molto bravo allenatore, pure a me, amico mio, pure a me. È più forte di Ospina, forse Meret, è più forte di Ospina e Gollini messi insieme. Per quanto riguarda il gol preso all'Atalanta, è dovuto a questa assurda moda, esattamente. ADL out, Salvatore Ragosta, devi assolutamente trovare un nuovo presidente, trovacelo, perché pure io sarei contento di vedere un cambiamento in società. Purtroppo se non arriva l'offerta non vende, quindi diventa complicata. E si riparte in questo momento, ragazzi. Siamo a 8, 9 secondi, 10 secondi con Zapata al centro dell'attacco. Vediamo chi è uscito, perché io stavo guardando i vostri commenti, non lo posso sapere, non lo posso controllare, non lo posso vedere. Allora, vediamo un pochino. È entrato al posto di, fatemi capire, al posto di Pasalic. Quindi confermata l'idea, insomma, del doppio centravanti con Malinowski dietro di loro. E ora controlla Zapata, viene anticipato Muriel. In questo momento Zapata e Muriel sono molto vicini.
Toloi, non lo so, qua c'è stato uno scontro, no, chi era? Melé, spalla contro spalla, poi cade Melé col pallone, ma sinceramente, no, veramente non lo so. Parte ora, vediamo ancora l'Atalanta, la discesa di Melé sulla fascia destra, inseguito, bella. Mamma mia che classe, mamma mia. E c'è un buon intervento in questo momento da parte di De Ron che ferma un contropiede in questo momento del Real Madrid. Vediamo ora Muriel in possesso di palla, spalle alla porta, la pallone arriva poi a Gosens che pensa al cross ma aspetta un inserimento, ancora pallone a Muriel, è costretto ad uscire dall'area di rigore. In questo momento arriva il cross ma è fuori misura, pallone che finisce direttamente sul fondo. Bevi ed è vuoto, come si fa? Rumori, motociclette nella mia stanza, rumori pazzeschi, incredibili, fortissimi, sempre più forti, non si può. Tore è nata a voto sto fatto, maronna mia, abbiamo rotto YouTube, ragazzi. Secondo me dobbiamo arrivare di nuovo a 1000 like per aggiustarlo, perché si devono abituare ai nostri ritmi, è complicata, lo so, dobbiamo arrivare di nuovo a 1000 like. È difficile perché una cosa è la partita del Napoli, una cosa è una partita di Champions dell'Atalanta, gli altri amici bellini magari tengono un fa e non ci vengono a raggiungere, ma io credo che 500 si può arrivare perché si è rotto tutto. Buono intervento in questo momento di Toloi a spazzare tutto, c'era anche una mezza insomma gamba tesa di Vinicius e Sportiello questa volta lancia lungo, lancia lungo verso Zapata che però non riesce a intervenire, pallone perso. Vedi, io capisco la costruzione dal basso che magari se tu lo lanci lungo, se non la prendi, hai perso palla e hai dato palla agli avversari, sì, ma cioè ci sono volte e volte, secondo me non bisogna essere troppo estremi, no? Integralisti, si esce sempre dal basso o si rilancia sempre. In questo momento Courtois è partito da basso, è partito bene, il passaggio è preciso e il Real Madrid con 3 passaggi ha eluso il primo pressing, Modric sta superando anche a quello, la verticalizzazione, bellissima azione con la partenza da basso, non è male, anzi in questo momento c'è quasi un 2 contro 1, Benzema controlla il pallone. Che azione straordinaria, benissimo, ma nel primo tempo abbiamo visto anche Courtois lanciare lungo, quindi vuol dire che non deve essere una regola, ecco, la possiamo mettere giù così? Che non sia una regola sempre fissa, tipo, capito, De Zerbi, per forza da partita bassa, lo stesso De Zerbi, e fatemelo dire, quando gli sono mancati Chiriches e Ferrari, ogni tanto ho visto il portiere consigli lanciare lungo, solo che non sono abituati e come noi molto spesso perdevano palla che Luigi non stagionano più le mezze esistenze che non esistono più le mezze stagioni, non stagionano più le mezze esistenze e quindi mi riporti al discorso di prima dell'integralismo, le mezze misure eccetera eccetera. A volte è meglio decidere una mezza misura, non è detto che devi lanciare per forza, non è detto che devi per forza sempre partire da basso. Le letture a voi. A voi ragazzi. E dato che non ho mangiato, Zapata il colpo di tacco a cercare l'inserimento di Gosens da quella parte su questo cross basso di Muriel. Zapata la controlla, protegge il pallone, bello il colpo di tacco, l'inserimento però di Gosens è leggermente in ritardo, la palla è leggermente lunga a seconda di come la volete vedere. Modric regista a tutto campo, riesce a servire, mamma mia come giocano bene. Mamma mia, la precisione nei passaggi, ragazzi, di certi campioni. Poi dopo noi diciamo Bobotta. Hai capito? Ma c'è un motivo perché Modric vince il pallone d'oro e Bobotta vince le gol di cazzo? Le famose coppole di Nim? Ci sarà un motivo. E il motivo è questo. Il motivo è questo. I campioni fanno cose spettacolari in continuità.
I giocatori così, i buoni giocatori, hanno la tecnica e la capacità di farlo, ma ogni tanto si addormono, ogni tanto diventano pollastri. Vedete Benzema protegge il pallone, serve in questo momento, ora la palla è a Modric, ancora Benzema, si torna indietro e ride Caressa, non so per quale motivo. Attenzione all'Atalanta, ora c'è una buona iniziativa da parte di Muriel sul versante sinistro, controlla il pallone, punta l'avversario, riesce a mettere il cross, ma c'è l'anticipo di Sergio Ramos. Attenzione al tiro, De Ron non lo prova ed ora è Mendy che fa ripartire, c'è questo scambio tra Mendy e Vinicius, ancora Vinicius, 1 contro 1, entra in area, Vinicius riesce ad arrivare fino in fondo, mamma mia che gol che si è magnata, mamma mia che gol che si è magnata Vinicius, si è piaciuto, si è innamorato di se stesso fino alla fine, c'è una velocità incredibile, ha puntato gli avversari, nessuno è riuscito a fermarlo, è arrivato davanti al portiere, ha fatto 50 passi in più del dovuto. Tieni la porta spalancata, solo tu devi sfondare la porta. Mamma mia, che schifezza! Che schifezza! Io quando vedo giocatori con questa tecnica che però si addormentano e si piacciono, sono innamorati dell'ultimo dribbling, mamma mia, no, inaccettabile. Inaccettabile, cioè Vinicius con la sua velocità li sta facendo a fette là dietro. Guarda come accelera e come è imprendibile. Guarda qua, rientra, gioco di gambe, se arriva qua, tira fortissimo, crei sto tocchettino. Qua dovevi fare il gol di Zielinski di punta pum contro il Cagliari, ve lo ricordate? Si è fatto male Sergio Ramos. Attenzione, si è buttato a terra. Vediamo se è una cosa grave oppure no. Comunque veramente non so che cosa ne pensate voi, ma sono cose inaccettabili. Sono cose inaccettabili. Attenzione. Pallone in aria. Esce bene l'Atalanta. Ancora Muriel che è spostato leggermente sull'esterno. In questo momento non stanno giocando proprio con le due punte affiancate. Muriel è un po' più defilato. Bisogna dire quello che è, non è che io ti posso dire le cose così. Muriel più defilato con Zapata punto di riferimento centrale. Punto di riferimento centrale. Nel frattempo io mangio le arance, io mangio molte arance, porto l'arancia perché la vitamina C, perché è importante, perché mangi sempre schifezze, stai in America o McDonald's? No, assolutamente no. Mendy e Vinicius ancora a terra. Mendy, il tiro di destro stavolta non lo ingarra, il gol di Mendy di destro dell'andata fu qualcosa di incredibile, di straordinario, tutto mancino Mendy, questa volta non è riuscito a dare forza e precisione al pallone. Ho preso una gamba. ASMR dell'arancia di New York. Ma veramente la gente si vede i video delle ASMR di gente che respira, di gente che fa così sopra il microfono, vi rilassa, addormentatevi con me mentre apro la busta di patatine, la gente, bellissimo, ma dove stiamo arrivando? Il mondo dove sta arrivando? Questo la sembra, cioè Gio Pellecchia cinese, non lo trovo più, non so più dove farlo, dove trovarlo, dove cercarlo in realtà. Ma si ferma anche Gosens, attenzione, vedo che si tocca la parte interna della coscia mentre ci inquadrano altri giocatori, vediamo del Real Madrid, vediamo un pochino e vediamo un po' quali sono le scelte a disposizione, perché in questo momento vabbè ci fanno rivedere sempre l'azione di Vinicius, ma quando tiri con questo tocchettino che volevi fare il gol
straordinario, ma Sfunaport. E quindi sì, probabilmente anche il tocco di esterno è bello, Caressa, ma Kaya tira forte, è bello il tocco di esterno, certo che è bello. Alle volte mi dà l'impressione, capito, che giocano per le telecamere, che non giocano per il risultato. Entra Ilicic al posto di Gosens, infortunato, quindi cambierà qualcosa anche nello schema tattico, vediamo se si invertono alcuni giocatori. Il Real ancora in possesso di palla, ancora Modric, verticalità su Benzema, chiude sempre i triangoli Benzema, Maronami, che giocatore prezioso. Ancora Modric che stavolta è a tutto campo, si sposta sul versante destro e torna indietro. Pallone a cross, il controllo, arretra molto il Real Madrid per una buona pressione dell'Atalanta, si torna dal portiere, ora è Zapata che proverà a pressare anche il portiere, ma rilancio lungo di Courtois, colpo di testa, pallone perso, recuperato dall'Atalanta, ma con un po' di presunzione, con un po' di leggerezza questo passaggio. È intervenuto Vasquez e ha recuperato il pallone, ora riparte subito il Real Madrid, ma fa buona guardia Romero e quindi credo che Melé sia passato a sinistra, fascia sinistra. Vedo Ilicic centrale in questo momento, vediamo se ha cambiato proprio formazione l'Atalanta. Attenzione, ancora uno strappo di Vinicius che è imprendibile, ragazzi, punta due avversari, se ne va, rigore. Toloi indicava fuori dall'area perché il fallo era netto, quindi non protestava Toloi per l'intervento, perché con onestà ha detto l'ho preso, se n'è andato, l'ho preso, non riesco, però indicava il contatto avvenuto fuori dall'area di rigore. Rivediamo questo replay, anche cartellino giallo ovviamente per Toloi, rivediamo, ma il fallo, rivediamo, questo può essere guardato a microscopio, può essere guardato a microscopio perché non lo tocca con la prima gamba fuori e poi lo tocca, è stato ingenuo perché il secondo tocco con l'altro piede, tic, lo tocca sul piede e vediamo un pochino questo rigore. Dico ai miei mod che leggerò dopo, ragazzi, c'è il rigore, quindi non è il momento. Aspettate un secondo e adesso vi leggo. Sergio Ramos contro Sportiello, nel frattempo c'è un penalty check però, quindi non è detto, stanno ancora controllando i centimetri. Rigore confermato, parte Sergio Ramos, il tiro, il gol. E adesso si fa veramente dura, andiamo a vedere che cosa succede. Allora, fatemi vedere un pochino. Fabietto, che... ne parliamo dopo, non ho capito dove sta l'urgenza di questa cosa qua. Andiamo avanti perché siamo in live, ragazzi. Siamo in live, non ci dimentichiamo che siamo in live, serve il ritmo, serve il continuo spettacolo. Se mi scrivete è perché deve essere successo qualcosa di importante. 60° il 60° del secondo tempo in realtà non esiste, il 60° è della partita, non è del secondo tempo. Ancora l'Atalanta non si dovrebbe arrendere perché con 3 gol eventualmente diventa veramente complicato in questo momento pensare, però sai, se ne fai uno subito a urto. Di che sta parlando Sergio Ramos? A 10-10? Non lo so. Ho capito Fabio, ma non c'è problema.
Non c'è problema, non succede niente, dopo risolviamo, non c'è problema, ci stanno gli altri. Vai liscio. Vai liscissimo. Vediamo chi è questo in panchina che si sta... l'uscita, sì, l'uscita di Toloi ed è entrato Palomino. Questo per esempio è uno di quei cambi che probabilmente hanno anche un senso in... Attenzione, Ilicic, no, viene fermato da Modric. Mamma mia Modric che ha fatto, mamma mia Modric, solo qualità, non interdizione, la facciano cazzo Modric. Ancora Vinicius che sta facendo il panico là davanti, questo è un fallo però. A centrocampo Atalanta ritorna in possesso di palla, nel frattempo c'è un cambio per Zidane e vediamo un pochino chi sta per entrare. Quando l'Atalanta sembra passata a 4 in difesa, ma mi risulta veramente complicato perché non capisco i numeri dei giocatori. Attenzione, buona verticalizzazione, ora palla per Muriel sulla bandierina sinistra, pallone in fallo laterale, subito batte Muriel, il cross al centro, anticipato Zapata. L'Atalanta sta provando insomma uno sforzo in questo momento perché serve un gol in 10 minuti massimo per credere nella qualificazione. Ancora un cross basso, stavolta il doppio scambio, il tiro largo da parte di non ho capito di chi si tratta. C'era stato uno scambio tra Pessina e un altro, ma il tiro è finito largo con Courtois che ha semplicemente controllato la palla uscire. E voi in chat ci credete? Non lo so, ci credete ancora? Esce in questo momento Sergio Ramos, forse ai 10 minuti, a 10 minuti ce la posso fare, ed entra Eder Militao, che voi conoscete benissimo perché voi giocate a Football Manager, giocate a FIFA e conoscete tutti i giocatori del Real. Io non l'ho mai sentito nominare. Nel dubbio Gattuso out. Vabbè, mo risolviamo, non ti preoccupare. Non ti preoccupare. Fino in fondo il cross, Benzema da solo, lascia Mendy, il controllo di Vinicius, c'è una spallata regolare da parte di Ilicic, ritorna in possesso di palla Cross che però sbaglia l'appoggio. L'Atalanta ha un'opportunità per ripartire, ora palla a Zapata, defilato sulla destra, arriva Ilicic ma Zapata va dall'altra parte su Muriel, il passaggio è un po' arretrato, Muriel è costretto a un controllo difettoso, rimette in mezzo Muriel verso Zapata. Sarebbe stato interessante vedere questo. Attenzione, Zapata non approfitta di un erroruccio del Real Madrid, ma riparte ora Mendy che supera netto Deron e poi si ferma. Pallone controllato ora da Toni Kroos che però lo perde, la palla finisce in fallo laterale. Toni Kroos, rivediamo nel frattempo il rigore intuito da Sportiello, ma il barbuto, perché è il barbuto di Sergio Ramos, che cos'è questa cosa? Sull'esultanza di Sergio Ramos stendiamo veli pietosissimi. Attenzione, ancora un cross anticipato Zapata. Atalanta che resta in fase d'attacco. È un momento anche in cui sono un po' messi male in campo secondo me, perché Deron sulla fascia non ha capacità, hai capito, di spinta e di controllo. Secondo me c'è un momento anche di difficoltà proprio secondo me nei giocatori anche a disposizione in panchina per Gasperini, devo dire la verità. Sì, è imbottito di mezze punte, ma senza Atebor Courtois la para a terra, quindi stanno facendo di necessità virtù, ragazzi. Non è facile. A loro tutti quanti hanno gli infortuni, a loro Gattuso out,
Gattuso, i preparatori di Gattuso out, o tutti quanti hanno gli infortuni. Qualcuno diceva, parlando del Napoli, e vi faccio riflettere anche su questa cosa, dice ma il Napoli non ha fatto niente, il Milan era stanco e aveva tanti infortuni. Questo te la dice lunga. Quando il Napoli era stanco e aveva tanti infortuni perché giocava una continuazione, allora com'è che è sempre colpa nostra? Nel senso, quando facciamo bene le squadre avversarie hanno l'attenuante. Attenzione, buon infiltrato per Zapata, il tiro, grande parata di Courtois. Non c'era il fuorigioco? Che succede? Perché allargano le braccia? Fatemi rivedere. Interessante questa verticalizzazione col tiro violento subito da parte di Zapata. Il pallone era buono, la posizione era buona da parte di Zapata. Poi forse un controllo forse col braccio, rivediamo, da parte di Varane. No, fa il movimento col braccio così che può ingannare la visuale, però la tocca col petto. Ora è Vinicius che riesce a toccare per Benzema riesce a servire sulla destra, grandissimo movimento, il cross all'improvviso, Benzema, palo, incredibile, forse Sportiello la tocca. Mamma mia, Benzema ci sta mostrando come si fa il centravanti, ragazzi. Controllo, protezione di palla, servizio sul fallo, cioè sulla laterale, e chiusura dei triangoli, di tutti i triangoli, con fisicità e precisione. Aiutatemi. Guardate che meraviglia, guardate che meraviglia. Visione di gioco, pallone in profondità, a chiudere subito il colpo di testa, il doppio colpo di testa. C'è stata una prima parata di Gollini e poi sulla respinta Benzema ancora una volta prende il palo. Qui era più facile anche segnare che prendere il palo, sinceramente l'ha presa un pochino, però tanta roba, ci stanno facendo vedere tanta roba. Allora, Modric allarga da quest'altra parte, non ho capito chi è. Basket, perde palla Ilicic, verticalizzazione subito per Zapata che si allarga sulla destra, cerca di servire al centro la corrente Muriel, ma c'è stato l'intervento della difesa del Real Madrid. Ora è Mele che qua rischia qualcosa, ma se ne va. Attenzione, palla al centro, cross, non riesce a tirare, Benzema recupera il pallone, ma c'è il calcio di punizione. Qua per esempio pure è strano, no? Fatemi rivedere questa azione. Cross, insomma non riesce a tirare. Vabbè, strana decisione questa qua, non l'ho capita. Riparte l'Atalanta ancora con Ilicic che torna da De Rossi in questa strana posizione, diciamo, di terzino, di quarto esterno, che non funziona poi tantissimo, ma queste significano le difficoltà, ragazzi. Quando non hai giocatori con le caratteristiche adatte per fare un certo tipo di gioco. Avete ragione, il banner, avete ragione. Su questo avete ragione. Su questo avete assolutamente ragione. E che mi faccio prendere, capito? Mi faccio prendere dai momenti della partita. Sto cercando di capire che cazzo di formazione stai qua. Il cross al centro, Courtois la para. Avete ragione. Quando avete ragione, assolutamente sì. 2-0, posso mettere anche aggregate gol, ma non ha importanza perché diventa veramente complicata. Ancora un lancio in profondità, Sportiello esce ma non esce, il pallone per Benzema che la controlla, Sportiello gliela tocca? No, è fondo. Bravo Benzema a non cadere qua, perché la tentazione di cadere sull'uscita del portiere ci poteva stare da parte dell'attaccante.
e fanno rivedere questa occasione clamorosa per Benzema. Tra questa e quella di Vinicius il Real poteva stare 4-0 senza dubbio, perché poi le effettive parate di Courtois vado in difficoltà a ricordarmele. Atalanta anche generosa nel primo tempo, insomma coraggiosa ad attaccare con tanti uomini, ma non hanno creato poi così tanto. Un primo tempo equilibrato, condito con quel regaluccio, dopodiché adesso stanno provando a far girare il pallone, qualche verticalizzazione, i cambi di gioco non sono fluidi come lo erano un tempo, e il Real sta recuperando in questa fase di gioco facilmente il pallone, ed è netta in questo momento la sconfitta. Fallo su Rodrigo, abbraccio, abbracci e baci non si fa. Pallone a campanile da parte di Palomino, cerca di controllarlo Benzema, che a un certo punto si disinteressa perché dice: ma che mi metto a fare, tanto stiamo 2-0, che mi metto a fare a lottare su questo pallone vagante? Ma la palla è imprecisa, Zapata non la può controllare, Atalanta in grossa difficoltà. Gasperini la testa del cuscino, su questa testa del cuscino avete visto i capelli un po' arruffati, arruffoni? Io ve lo ripeto, per me, per quanto visto all'andata, un'ottima Atalanta, anche insomma con cose su cui recriminare, perché attenzione, c'è un cartellino giallo per chi è? Nacho? I Nachos? Sì, qua c'è gamba tesa. Per quanto riguarda l'andata, si poteva recriminare non tanto per quell'espulsione, che magari a termini di regolamento era anche un po' fantasiosa, ma quello che io avevo sottolineato nella partita d'andata fu la mancata espulsione per Casemiro, che da già ammonito simula in aria un tocco che non avviene, praticamente simulazione per ottenere un rigore, e l'arbitro non è che lascia correre e dice non c'è niente, l'arbitro gli fa anche la ramanzina. Allora, se tu gli fai la ramanzina vuol dire che la simulazione l'hai vista, e da regolamento tu devi espellere Casemiro. Non mi interessa se è un cartellino giallo che pesa, se è il Real Madrid, se magari poco magari non è abbastanza per espellere. No, il regolamento parla chiaro. Se tu gli stai facendo una cazziata e Casemiro sta pure così, che subisce la cazziata, e poi dopo lo manda pure a cagare. Attenzione ancora il Real Madrid in area di rigore, viene fermato bene da Melé questa volta e riparte l'Atalanta con Muriel, ma il pressing è importante, riesce ad eludere il pressing ora l'Atalanta, contropiede quasi riuscito, arriviamo fino al cross e Melé che riesce ad arrivare sul pallone, contrato da Modric. Voglio, che partita sta facendo Modric? Che partita sta facendo Modric, che torna pure a difendere, sta a tutto campo, aiuta i compagni. Qui c'è una mezza comitata di Nacho su Ilicic, e quindi si può parlare del fatto del doppio giallo che vi dicevo prima. Da regolamento Casemiro doveva essere espulso. Cross da parte dell'Atalanta su questo calcio d'angolo, il tiro dalla distanza bloccato facile da Courtois. Queste sono quelle parate che ti mortificano, perché tu tutto lo sforzo per il tiro e poi Courtois fa così, proprio senza muoversi, proprio senza sforzarti, e ti mortifica anche lo sforzo, ti mortifica lo sforzo fatto. Siamo a 1 ora e mezza di live. Quanti like? Siamo a 1 ora e mezza di like. Quanti live state facendo, state lasciando? Non vi posso vedere perché sennò spoilerate tutto, ma sto anche pensando che, dato che la partita, attenzione Zapata contro Courtois, il tiro, grande parata di Courtois, questa è una grande parata con l'uscita alla tedesca. L'ho detto prima di Caressa, l'ho detto prima di lui, uscita la tedesca di Courtois. Attenzione, il Real si riversa subito e ancora vogliono toccarlo 50 volte, ma è incredibile. Rodrigo, come Vinicius, uguale, vogliono arrivare in porta col pallone, sono dei presuntuosacci
che stanno vincendo, tutto a posto, ma sembra quasi, hai capito, che vogliono arrivare col pallone, e qui c'è il fallo di Cross netto su Ilicic e scatta un altro cartellino giallo, azione concitata. Qui Zapata probabilmente meritava miglior sorte, ottima la parata di Courtois, e sul ribaltamento di fronte Rodrigo ancora una volta cerca di entrare in porta col pallone e non tirano. Fosse successa a noi una cosa del genere, ragazzi, io avrei gridato allo scandalo assoluto, al calcio scommesso, perché non è possibile che arrivi fino in porta e non tiri mai. Mamma mia. Questa è leggermente diversa da quella di Vinicius, devo dire la verità, però il concetto è lo stesso, arrivano fino in fondo e sembrano non volerla chiudere. Riparte il Real, ora il passaggio per Benzema è sbagliato, c'è un buon anticipo, il fallo di Modric si continua per il vantaggio e l'arbitro non piace la regola del vantaggio. È la terza, quarta volta che chiama il fallo anche se la squadra resta in possesso di palla. Questo è un tema, è un modo di arbitrare evidentemente. E riparte l'Atalanta con De Ron sul lato esterno, non funziona questa cosa qua, De Ron ce la sta mettendo tutta, ma ovviamente vedete non parte, Romero qui lo poteva lanciare ma De Ron non fa il movimento senza palla, non è nelle sue corde. Attenzione Muriel, entra in area di rigore, il tiro di sinistro, c'è una deviazione, quindi sarà calcio d'angolo per l'Atalanta. Quando siamo al 77esimo di questa partita che sta cominciando a diventare irrecuperabile da parte dei bergamaschi, perché manca insomma un quarto d'ora, il cross, il colpo di testa e la palla vaga sulla linea dell'area piccola, ma non viene ribadita da nessun giocatore dell'Atalanta verso la porta. Ancora Atalanta in possesso di palla con questo fallo laterale. Pallone al centro per Malinowski, il colpo di testa all'indietro di Melé, pallone recuperato ora ancora da Muriel che prova un gioco di gambe, viene fermato molto bene dal suo avversario e riparte ancora il Real Madrid, punta, vuole fare tutto da solo, attenzione, si ferma perché poi non puoi fare tutto da solo e ricominciano da capo, li hanno fatti stancare e adesso addormentano il pallone con passaggi brevi. Una sorta di Torello dove l'Atalanta non accenna nemmeno al pressing, adesso lo fa e Cross è costretto a tornare indietro. Real che resta in possesso di palla con questa serie fitta di passaggi rasoterra, e vediamo un pochino questo lancio in profondità, ancora Rodrigo qua, intervento sulla palla, Rodrigo era praticamente... se non ci fosse stato questo intervento sarebbe stato solo davanti al portiere. Ancora Ilicic col classico movimento a rientrare, non riesce a trovare spazi, pallone a De Ron ancora per Ilicic sul filo del fallo laterale ma non riesce a trovare spazi. Ora è Malinowski, imbucata centrale, Muriel per Zapata per Ilicic, buona questa azione concertata ma l'ultimo passaggio non è preciso e Courtois può uscire in presa bassa. Botta Cianfotta addirittura, Partenoplay, che bel nome, Partenoplay, benvenuto sulle altre piattaforme di cui non si può parlare, di cui si può dire solamente il colore, piattaforme che a cui dovrò dare assolutamente più spazio. Vorrei giornate di 57 ore, è complicato, è un periodo importante ragazzi della mia vita. Bear with me, statemi appresso perché io farò il possibile per non farvi mancare contenuti quotidiani e sempre interessanti, ma ci sono anche delle cose importanti che devo fare in questo periodo, in queste 2 settimane, quindi dovete stare appresso, state appresso perché non so quando escono i video, non so quando posso andare live, non so eccetera eccetera, quando ci sarà la giveaway dipende da voi, dipende da quanti si iscrivono stasera, perché potrebbe essere domani, ma non credo, perché l'Atalanta non fa il miracolo, quindi meno persone ci cercheranno questa partita. Attenzione Zapata ancora in possesso di palla, il tiro viene contrato e Cross fa ripartire il Real Madrid. Vedete? Basta che lo fa uno. Antonio Lo Sapio, benvenuto, Botta Cianfotta,
benvenuto anche a te. Adesso a una alla volta vedrete tutti, perché tutti quanti siete in possesso di quell'altra piattaforma. E sapete questa cosa qua, attenzione, viene toccato da dietro Romero, che si trovava praticamente in posizione di centravanti. Proteste non tanto vibranti nemmeno da parte di Nacho, perché comunque sei già ammonito, amico mio, e quindi stai calmo. Calcio di punizione da posizione molto interessante per l'Atalanta. Si immagina un tiro, certo c'è Ilicic ma c'è anche Malinowski, quando il Real all'81esimo e 30 secondi si produce in un cambio, entra il numero 11 Asensio, è finita al posto di Federico Valverde. Vediamo come si schiererà in questo momento. Asensio insomma mezza punta, trequartista, vediamo dove si metterà. Quando osserviamo sul punto di battuta Malinowski e Muriel con una controbarriera, il coccodrillo a terra è stato messo, il coccodrillo dietro la barriera della parte reale è stato messo, Malinowski e Muriel, e c'è una controbarriera da parte dell'Atalanta che adesso corre verso la barriera, si allargano, il tiro, gran gol, grandissimo gol di Luis Muriel, che riesce a trovare lo spiraglio adatto. Questo schema ha funzionato, ha confuso, il tiro non è angolatissimo, ma scavalca la barriera quanto basta per... Probabilmente Courtois non la vede nemmeno partire, non lo so, comunque non riesce a saltare abbastanza. Grandissimo gol di Muriel. L'Atalanta si toglie almeno lo sfizio di segnare al Bernabeu. Siamo all'82esimo, entra Caldara. Giustamente dice, perché sta uscendo. Dice, se non c'è il numero io non esco. Malinowski, non sono io. No, e infatti esce Pessina, entra Miranchuk e Caldara. Sono capi, insomma, per evitare infortuni, per evitare affaticamenti probabilmente, anche in vista del campionato che torna ad essere una priorità per l'Atalanta. Gin City finisce terzino destro, esce anche Muriel e vediamo come si sta schierando in questo momento l'Atalanta. Credo di intravedere Ilicic, Miranchuk dietro Zapata, ma il Real Madrid si propone in questo contropiede, attenzione, un 3 contro 3, anzi 4, dall'altra parte arriva il pallone ad Asensio che tira subito e segna subito. Lo vedete che significa la differenza tra quelli che sono fuffosi e insomma fumosi e fuffosi e che cincischiano, che si piacciono, arrivato pallone, la tirate subito, boom, ciao, controllo e tiro senza proprio problemi. Così sei il giocatore decisivo. Se sei fuffoso, alla fine quante occasioni avrai? Vinicius quante occasioni ha avuto? Vedete qua, facile. Benzema taglia verso il primo palo e allarga Romero, si allarga Asensio, dall'altra parte c'era anche Mendy che arrivava, ma controllo, tiro sul primo palo, bello rasoterra forte e Sportiello non può nulla. È la dura legge del gol, quando gli altri sono fuffosi e tu invece è meglio che tiri subito. L'esultanza di Sergio Ramos. Partita ovviamente si può dire finita, quindi io posso tranquillamente, anche se mi spoilerate non fa niente, recupero un pochino di messaggi. Vedete che faccio bene a non leggere i vostri commenti. 3-1, Asensio è finita giustamente. E rivediamo un pochino di messaggi vostri. Cosa ha vinto Gasperini negli ultimi 3 anni? Gattuso out. Napoli ban, il ban, sì, stavolta devo farlo assolutamente. Maggi perso con le Muriel, Maggi perso così. Il fatto del banner non sta funzionando, ragazzi, non ha funzionato oggi per niente. Nelle ultime partite sono stato anche bravo, ma assolutamente non sta funzionando. Dato che credo, insomma, mancano una decina di minuti, forse meno, non so,
il banner difensivo, il banner è offensivo, il Real ne poteva attenzione, lancio per Ilicic fuori misura, il Real ne poteva fare tranquillamente 5. Sì, Vince, questo abbiamo visto, cioè insomma, tra Vinicius e Rodrigo che vogliono entrare in porta, veramente sono stati poco cinici, poco cinici. E Notte d'Oriente, le notti d'Oriente, aloha dea, aloha nel senso in assenza di te troppa fuffosaggine, ti trovi Nunzio? È quello che dico anch'io. È la dura legge del banner, quando peccato sia uscita da tanto, ora la quota Champions si alzerà, sono d'accordo Giuseppe, era auspicabile un Atalanta che con un'impresa avesse continuato il cammino in Champions. Adesso ovviamente non hanno più doppio impegno, hanno giusto, si possono concentrare sulla Champions. Quando si dice che la prosecuzione è cieca, ma la Dea vede benissimo, a strada poi ritorna. Vale, il rigore c'era, fammi rivedere, buon tiro in questo momento di me lo sono perso, ma me lo sono perso perché adesso tocca ai vostri commenti. -1 a 250 like, vai ragazzi, questo è il momento di lasciare i like, perché a 300 like c'è un intervento di Saverio Solido che dovete vedere assolutamente. Saluti dalla banda più famosa d'Italia, firmato il Cigno di Caianiello. Eh sì, a fase difensiva, ma no, e non possiamo usare parolacce, amico mio, lo so, però capisco lo sfogo, ma la parolaccia su Spotify poi me la bloccano, quindi dobbiamo evitare. Valerio, per il Napoli ci vuole ribellato Cacace, non so se ne hai sentito parlare. No, amico mio, parlamene tu, non ne ho idea. Ma qualche madridista l'anno prossimo, chi prendi vai bene, perché io apprezzo i giocatori che magari stanno anche in panchina, che però possono fare la differenza in Italia. Vedi Albiol, vedi Callecon, vedi Higuain, che Higuain, diciamoci la verità, non era riserva, si alternava con Benzema. Siamo una banda difensiva. Ciao Matteo, che però saluta Bepi. Bella Night Boy, dove sei? Non ti vedo. Da Juventino si era dimenticato il like, te ne rendi conto? Pure Francesco Caputo, che invece non si dimentica mai il supporto, si era dimenticato il like. E questo è il momento del like, ragazzi. Questo è il momento del like, quando siamo all'88esimo e 42 secondi. Lancio lungo, il colpo di testa viene ribattuto, pallone, confusione a centrocampo, la palla esce, Modric, vabbè, dai, mamma mia, Modric la perde, l'ha persa, però la recupera insieme, chiamato il fallo, si mette le mani nei capelli, il pallone d'oro. Nel dubbio Gattuso out, assolutamente. Cacace, napoletano australiano, terzino sinistro di prospettiva, 19enne, ma già molto forte a mio parere. Abbiamo perso il rispetto in Europa, Diego, è vero, purtroppo è vero. Modric ha sbagliato il primo passaggio al minuto 88esimo, è vero, amico mio, ha fatto una partita incredibile. Ha fatto una partita in cui un Modric a 0 a centrocampo sarebbe purtroppo impossibile. È uno di quelli che va a scadenza, lo so. Ha fatto una partita pazzesca e io credo che, ragazzi, queste operazioni il Napoli è difficile che le fa, perché poi a 0 sì, però tra commissioni e ingaggio si va a 1000 una notte e non c'è la plusvalenza. Sono operazioni che il Napoli difficilmente fa, è più un'operazione alla Inter, alla Juve. Attenzione, il cross al centro, il colpo di testa alto da parte di Jim City, che aveva chiuso la solita da una fascia all'altra. 5 minuti di recupero assegnati in questo momento. Io sono contento soprattutto per quell'esaltato di Gasperi, lo so, non ci è simpatico, a me non è simpatico, però per una serie di motivi avrei preferito l'Atalanta che avesse continuato. La fase difensiva richiede molta calma, perché in un hangar da boffone paleata potrebbe essere anche questo il ritornello.
sicuramente. Queste partite ti fanno capire quanto l'Italia stia indietro anni luce rispetto ad altri campionati. Gente come Ilicic, Ibra e Lukaku camminano addosso ai difensori avversari, mentre in Europa questo è un buono spunto, amico mio, questo sì. In Italia magari certe vecchie glorie, tu mi citi anche Lukaku che secondo me è nel pieno, quindi può essere decisivo anche in Europa. Non lo è stato nella fattispecie dell'Inter. Guardate questo colpo di tacco, guardate adesso palla d'Assenzio che la controlla, resta in possesso di palla, fallo laterale. La differenza è enorme, sì, Ilicic, Ibra, eccetera eccetera, lo stesso Ronaldo che insomma in Europa non ha fatto benissimo quest'anno. Sì, dobbiamo svegliarci e puntare un pochino sui giovani e ricominciare. Attenzione, parata di Gollini, no, di Sportiello. C'è stato uno scavetto ancora di Rodrigo, ancora con questa leziosità. Sei lezioso, Rodrigo, sei lezioso. Volete mai i giocatori madrilisti? Sì, ma non mi portate a Rodrigo, perché una leziosità del genere, quello, figurati, si sentirebbe anche il migliore in squadra? No. Servono giocatori di spessore, con la voglia di spaccare la porta. Ancora questo scavetto e fa gol. Non mi interessa che stai a 3-1, devi distruggerli, devi essere il Bayern di Monaco. Bam 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 bam, senza pausa. Ancora palla Zapata, il cross, pallone controllato, doppio palleggio di Melé, pallone che viene ribattuto, ma la palla non è persa perché la recupera Benzema. Guardate l'essere concreto, l'essere campione, che cosa significa. Guardate, avete visto? Questo poi fa la differenza, vero. L'Atalanta ha giocato benissimo, poi l'arbitro ha fischiato l'inizio della partita. Polli proprio tranciantissima, bella tranciante Polli. Chissà se Gattuso la sera, quando si toglie i calzini dopo una giornata intensa a Castelvolturno, lo annusa e finito. Brutte immagini. Luigi Vale, a me un giocatore che fa impazzire del Real che va in scadenza è Isco, magari al Napoli, magari. A me non mi fa impazzire Isco, amico mio. Non mi fa impazzire. Ho visto l'Isco che ha giocato per esempio contro l'Atalanta. Secondo me c'è di meglio, però è chiaro, la scadenza fallo venire, ma pure subito, senza dubbio. Mi viene da pensare, capito, perché un giocatore come Isco va in scadenza. Mi viene da pensare. Attenzione, ancora il controllo, si butta nello spazio, il cross stavolta in ritardo, non so chi stava seguendo quel pallone, ancora era probabilmente Vasquez, ma la palla viene recuperata adesso dall'Atalanta, che prova ad impostare un'ultima azione d'attacco. Manca un minuto allo scadere dei tempi degli extra time di questi 5 minuti di recupero. Atalanta potrebbe cercare un ultimo attacco. Attenzione, il controllo di petto per un attimo, e Ilicic nel contrasto ci va moscio, un contrasto alla Fabian e Bakayoko messi insieme, e Asensio addormenta la partita volontariamente, tornando indietro con dei passaggi. Non c'è più bisogno di offendere, non c'è più bisogno di attaccare e di scoprirsi. Il 3-1 sta bene al Real Madrid, e quindi adesso c'è un po' di accademia, un po' di passaggi rasoterra, con un tentativo nemmeno troppo forsennato di pressing dell'Atalanta, che oggi anche fisicamente mi è sembrata un po' giù. Si fanno pagare, ragazzi, gli impegni ravvicinati si pagano, non c'è niente da fare. Uno fa tanto sforzo per andare in Europa, ma questa stagione in particolare, dove anche insomma la situazione del Covid, tutti gli impegni ravvicinatissimi, ed è finita in questo momento. Quindi boom, possiamo far sparire il banner che non ha funzionato assolutamente oggi perché non l'ho aggiornato, mea culpa assolutamente, e rivediamo questo scavettino. Rodrigo, siete dei giocatori scandalosi quando fate così. E andiamo a vedere un pochino di vostri messaggini. Allora,
Mokyo senda a Kamayang. Grande Stefano. Sì, vabbè, ma cosa ci sarà da recriminare? Cosa ci sarà da recriminare? Vediamo se se la prenderà con l'errore iniziale del suo portiere, vediamo un pochino. Alla fine l'Atalanta non vince niente, una Coppa Italia nel 60. Lo so, amico mio, ma come il Napoli di Sarri, tanti complimenti e poi niente titoli. Buonasera Napoli sono. Lorenzo Vasquez è eccezionale, fa sia l'ala che il terzino rapido, cross perfetti, tanta roba. Vamos, Cristian Di Dio esulta, Gasperini out, mi sembra una giusta riflessione, ottima diretta, ti ringrazio Luciano, anche se non sapendo bene a memoria i giocatori dell'Atalanta sono andato un pochino in difficoltà, ma noi facciamo così, questo è practice makes perfect, quindi praticando, no? Allenandoti, poi migliori, eccetera, eccetera. Swok ha detto che chi perde tra Roma e Napoli è fuori dalla Champions, sei d'accordo? Swok è stato il mio attaccante preferito negli anni bui, lo adoravo. No, non sono d'accordo, perché anche se il Napoli vince non è detto che non è fuori dalla Champions, nel senso che puoi anche vincere ed essere fuori dalla Champions. Certo, se lui intende se perdi adesso non recuperi più, probabilmente ha ragione, perché se poi l'Atalanta comunque si conferma, se le altre non si fermano, perdi parecchio terreno. Boom the like, questo è il momento, grazie Rita, e vediamo un pochino se arriviamo a questi 300, perché c'è Saverio Solito che vi deve dire una cosa, vi deve dire una cosina, e ce l'ho qua e dovete vedervelo assolutamente, non abbiamo spottini per l'Atalanta perché non ci riguarda. E dal Santiago Bernabeu è tutto, linea a Valerio, grazie Stellina, hai vinto la schedina, niente di meno, ma schedina hai fatto? Esiste ancora la schedina del Totocalcio? Vincere al Totocalcio. Da Juventino preferisco i punti e i complimenti, non so tu. Sì, lo so amico mio, vincere è l'unica cosa che conta storicamente per voi. A me i complimenti che arrivavano con Sarri erano anche punti, nel senso che i complimenti arrivavano, ma non era solo gioca bene però non vinci, noi vincevamo tante partite, quindi erano complimenti e punti. Se arrivano solo i complimenti e i punti non arrivano, me li faccio fritti, e sono d'accordo con te. Amiche belline, trovate un uomo che vi sorrida come Sergio Ramos che esce dal campo dopo aver tenuto la qualificazione? Allora, altra domanda, come prossimo allenatore uno dei nomi che viene fatto è quello di Fonseca, ti piacerebbe? A me piacerebbe molto, sì. Secco, sì. Gasperini il Carbonaro, grande Stefano Buonocore, i tartassati, bravo Pirolo, non devo dire niente, non devo nemmeno fare la scena, non devo nemmeno fare la scenetta, basta dire vincere al Totocalcio. Con la voce che non è nemmeno la voce di Aldo Fabrizi, tu la becchi, la capisci perché stai più avanti di Musk, di Elon Musk, della Tesla. Valerio Italiano, prossimo mister, che ne pensi? Non mi convince perché sì, sta friggendo l'acqua col pesce, al contrario. Sta friggendo l'acqua col pesce, al contrario, non ha delle punte forti e comunque sta facendo ottime cose con uno Spezia che ha una rosa ampia di giocatori così e così, e va bene. Però se io devo vedere le partite fatte con il Napoli, noi abbiamo avuto 750 e faccio il gesto del 750 azioni da gol contro lo Spezia e non le abbiamo concluse, ma per un fatto nostro di mancanza di cinismo e che siamo leziosi come Vinicius stasera. Quindi io non ho visto Italiano e che grande allenatore, come fu invece Sarri con l'Empoli che ci palleggiò in faccia, che vinse, poi fece 4-2, poi l'altra partita fu 2-2. Non mi ha impressionato Italiano, devo dirvi la verità. Poi sta facendo bene con lo Spezia, ma devi vederlo, un allenatore con poca esperienza in una piazza come Napoli, devi sempre vederlo. Atalanta con uno dei migliori attacchi in Italia, in 120 minuti, un gol su punizione, dettaglio da non sottovalutare. Sì, Antò, è giusto. Poi ci arrivi stanco, poi sei sfortunato, poi non sei decisivo, poi un po' la sfortuna e poi pure un po' che evidentemente il calcio italiano ha meno forza di quello europeo,
ha sempre incontrato il Real Madrid, quindi non è facile, però sono spunti tutti interessanti. Hai visto il video giapponese tifoso del Napoli? Certo, non me ne perdo, cioè quello di Napoli-Milan ancora non l'ho, di Milan-Napoli ancora non l'ho visto, ma ovviamente lo seguo. Ho visto solamente uno screenshot dove dice Bakayoko dà solo fastidio. Una cosa bellissima. Poverino, si sveglia di notte, si pitta la faccia. Ve lo devo portare live, ve lo porterò live, è una promessa. Vale, quanto dovrebbe vincere la Lazio in Baviera? Un'altra grande delusione. E hanno perso 4-1 e quindi 4-1 hanno a vincere 4-1. Cioè, per andare ai supplementari o andare oltre non è facile. È rimasta solo la Lazio come italiana, ma lì diventa difficile. Immaginate ADL che prende Mourinho. Secondo me non è utopia se la sua squadra non arriva quarta. Amico, non è un'utopia, ma io Mourinho lo sto osservando da vicino nel Tottenham. Adesso stanno andando avanti in Europa League e Mourinho probabilmente punterà tutto su vincere quel trofeo, perché Mourinho quando va da qualche parte un trofeo se lo porta a casa di solito. Ricordiamo anche il Manchester United, comunque si è portato a casa l'Europa League. Mourinho però il primo anno ha fallito. È entrato da subentrante a Pochettino, tantissimi infortuni che voi non potete avere idea. Era l'anno insomma in cui ci si è fermati per il Covid, è tutto a posto. È stato martorizzato dagli infortuni e ha fallito. Mourinho out? No. Mourinho ha continuato e adesso vediamo se andrà fino in fondo in Europa League. Il Real ha fatto allenamento. Purtroppo sì. Che fa con quell'arancia? Ti manda una bella gallina. Edoardo, infatti le arance a me mi ricordano sempre aranci maschi. Riprenda. Sono buoni, sono ottimi. Però tu riporti ad Edoardo e va sempre bene. Valerio, che ne pensi di Jansen dell'AZ Alkmaar? Mi ha fatto una buona impressione, amico mio. Mi ha fatto una buona impressione. Perché comunque noi ci aspettavamo una squadra che a viso aperto eccetera eccetera, poi quando meno te lo aspettavi si sono fatto difesa e contropiede e si sono comportati bene. Una buona organizzazione in generale proprio di gioco e di squadra. Poi bisogna andare a vedere come si inserisce. Ragazzi, il problema è la comunicazione. Io lo dico sempre, serve gente che parli inglese, italiano, spagnolo eccetera eccetera, perché sennò il passaparola tra uno e l'altro non si lavora bene. Tottenham, a un certo punto un giocatore chiede un incontro con la società perché questo giocatore non parla bene l'inglese, arriva il traduttore ufficiale della società che deve fare da tramite. Se il traduttore non è perfetto, non è un top del suo mestiere, ragazzi, il dialogo tra giocatore e società non arriva a destinazione, perché sono importanti le scelte delle parole. Non è che tu dici sì, vabbè, non hai giocato, c'è qualcuno più forte di te, devi aspettare in panchina. No, tu devi far arrivare il messaggio: sei un giocatore importante per noi, che praticamente le tue occasioni arriveranno perché abbiamo puntato bene su di te. Se la traduzione non arriva bene, il giocatore dice ma chi sgait? E il giocatore stesso, se vuole dire una cosa, può arrivare ma. Quindi la comunicazione è la cosa più importante che ci sta in tutti i campi nel calcio, specialmente quando si tratta di parlare con ragazzini che molto spesso non sono uomini, non hanno la maturità. È troppo importante, fa tutta la differenza del mondo. Mourinho non mi piace, ho visto anche il documentario su Amazon, ma non mi entusiasma. Ma se fanno un progetto attorno all'allenatore può arrivare chiunque. Bello il documentario, ti fa capire anche i limiti di Mourinho. Infatti per questo devo fare quel video, mannaggia, un giorno uscirà un po' di tempo per farlo. Io prenderei Fonseca allenatore, come giocatori Locatelli, Breme, Bastoni, Lazzari, Cop Miners. Non conosco Bremek, tutti gli altri mi piacciono tanto. Allora, tutti d'accordo contro di me, mi chiamate in tutti i modi. Quando mai, Caputo? Quando mai? Chi ti sta chiamando in quale modo? Che qua al massimo diciamo TVB. Tu sei sempre comportato bene, quindi nessuno ti parlerà male. Dillo a me e ci penso io, non ti preoccupare.
dà fastidio Bakayoko, è scritto in milanese. Troppa differenza tecnica. Con ADL la comunicazione out, non c'è speranza. Un bel scambio Isco Fabian, che ne pensi? Ci andiamo a perdere noi, amico mio, ci andiamo a perdere noi, perché Fabian è ancora sotto contratto e Isco è in scadenza di contratto. Ti dico di no. Caputo, sei non colorato ma ti vogliamo bene lo stesso, vedi? Questo è, ovviamente tu non è che ti puoi aspettare amore di uno juventino, non può capitare mai, ma noi cerchiamo sempre di rispettare chi si comporta con rispetto con noi, e tu sei uno di quelli. 13 tiri dell'Atalanta, 12 del Real, niente di meno. Sti 13 tiri dell'Atalanta li vorrei rivedere. Comunque partita onorevole, hanno giocato a calcio senza paura, poi loro non sbagliano un passaggio e gli errori si pagano cari. Questo sì, esattamente, paghi gli errori tuoi e loro ne hanno approfittato. Poi loro sono stati anche molto molto leziosi, però io di questi 13 tiri dell'Atalanta, che volevo, amico mio, io volevo che l'Atalanta passasse, chiariamoci, non so se l'hai vista tutta la live, io volevo che l'Atalanta passasse, così magari si stancavano di più. 13 tiri dell'Atalanta, 12 del Real, credo che stai contando anche i tiri fuori, e quindi hanno un peso diverso. Lucas Vázquez a parametro zero, come lo vedi? Stasera mi ha stupito, molto versatile, corre come un dannato e sa crossare. Sì, amico mio, sì, ma purtroppo come l'abbiamo visto noi oggi, Lucas Vázquez l'ha visto tutta Europa sempre in continuazione, e quindi un giocatore del genere che va a parametro zero non può essere un profilo da Napoli, perché si scatena l'asta dell'ingaggio e non possiamo mai arrivare a questi qua. Ho cercato Premek, tiene 43 anni e allora là vado in difficoltà. Come disse Cobra, tu sei il male, io sono la cura, ADL vai via allora. Siamo polemici. Caputo Francesco, nessuno ti ha infuzzato, stiamo calmi e godiamoci la live. Esattamente. Scusa, volevo dire Bremer. Ok. Non ti so dare un giudizio. Io mi prenderei, tu hai citato per esempio Lazzari, io mi prenderei Singo come terzino destro dal Torino. Benzema, miglior assist man e quinto miglior attaccante della squadra più vincente della storia. Che giocatore, ha fatto una partita straordinaria. Poi vi devo dire la verità, vado a vedere le live di un paio di ragazzi della Juve, mi fanno parlare e non offendono mai, di solito inizio sempre io. Vedi? Ci vuole onestà, noi abbiamo onestà in questa live. Caputo, comunque cognome di origine partenopea, senza dubbio. Andiamo avanti. Mourinho è molto maturato e più semplice di prima. Questo anche può essere. Alla fine lui ha già fu video su Mourinho. Faccio il video perché faccio i paralleli con gli allenatori del Napoli. Forza amici bellini, arriviamo a 300 like, manca pochissimo. Non lo volete vedere questo spottino? Che ore sono da me? Sono le 6 del pomeriggio. E tra un po' ce ne dobbiamo anche andare, perché ce ne dobbiamo andare, ma non ce ne possiamo andare prima di avervi fatto vedere lo spottino, assolutamente. 6 tiri in porta dell'Atalanta, 5 del Real, così dicono i tabellini, poi ovvio che i numeri non dicono tutto. Amico, vabbè, vedendo la partita, i 5 del Real erano gol fatti, cioè il famoso XG, no? Cerchiamo di fare mente locale. Mi ricordo il tiro di Zapata, quello salvato alla tedesca da Courtois, mi ricordo il tiro, quello parato facile dalla distanza di Courtois, mi ricordo un tiro alto di Malinowski, il gol di Muriel, ovviamente, quello è considerato un tiro in porta. Facciamo mente locale, perché poi me le dimentico queste cose. Orgoglioso di essere nato a Napoli, orgoglioso di essere nato juventino. Mamma mia, c'è sempre una contraddizione in termini, ma che ti devo dire, amico mio? Va bene così. Se tu mantieni un orgoglio juventino, ma sei anche, capito, tranquillo con gli amici tuoi, con i tuoi fratelli napoletani, va tutto bene. Meno 3 like allo spottino. Cosa ne pensi di Nuno Mendes? Se ne parla in Ottica Napoli, ho visto qualcosa e sarebbe veramente buono come terzino offensivo, anche se lo vogliono in molti. Non ho giudizi. Questa è la differenza, ragazzi, quando voi mi parlate di calciatori, io se non li conosco, se non li ho visti giocare, io non vi dico niente. Poi magari voi potete andare da qualche altra parte e dice ma quello ci ha parlato, ha fatto il video su. Io se non li vedo giocare, se non vedo almeno 5 cose di highlights
io non vi faccio giudizi su giocatori che non conosco assolutamente. Allora, cosa ne pensi di... No, già letto. Vale, ricordo con orrore l'intervista a Victor, che è incompetente. Sì, capisci, ritorna al discorso della comunicazione. Se poi ti perdi delle cose per strada, sarà complicato, sarà troppo complicato ricreare anche un'intesa negli spogliatoi, eccetera, eccetera. Prenderesti Dionisi, allenatore dell'Empoli, usa il 4-3-1-2. Chi ti ricorda? Mi ricordo ovviamente Sarri, che con il 4-3-1-2 all'Empoli faceva ottime cose e ne stanno parlando bene di questo Dionisi. Se ne è parlato in ottica fiorentina, anche se non mi sbaglio. Per Napoli non è uscito tanto questo nome, anche se le radio napoletane telefonano in continuazione al presidente dell'Empoli, quindi può essere anche che uscirà prima o poi questo nome. 301 like, vieni Saverio, ok, lo dobbiamo lanciare, signori e signore, se siete nuovi, se non siete mai stati qua, c'è una cosa che non conoscete, è proprio lui. Saverio! I popoli si sa concetta dov'è? Esatto. E che devo fare tutto io. Ma oramai abbiamo capito, si è licenziata, no? Notifiche pazzesche, eccetera, eccetera. Che cos'è? Una ruota? Mo capirete. No, fammi capire perché poi io me lo devo... Di che si tratta. Io me lo devo mangiare. State capendo? Cioè, io credo di aver capito, non so. Guarda come rimane. Certo che rimane. Da come rimane? Interessante. Rimane, radomani. No, rimane. Madonnami, queste battute cringe, se non la finisci. Di l'altra parte? Siamo in America, un poco di bacon. Il prosciutto ci dovrebbe essere, almeno il prosciutto, non lo so. Vai tu a comprare le cose napoletane. Se le vuoi le cose napoletane, vai tu. Tocca a te comprare queste cose e darmi una guida. Ricetta speciale. Specialissima. Ti vedo felice di farlo, mi fa piacere. Stiamo sperimentando. E che fai? Te lo mangi tu? Non hai capito? Te lo mangi tu? E io? Non posso mangiare pure io. Sì, ho capito. Ma... solo tu. No, ma perché tu mi devi fare una guida dove praticamente io faccio i video e tu mandi avanti la casa, fondamentalmente. Guardate. No, noi stiamo guardando, però sbrigati perché il tempo è denaro e sento ancora le notifiche del gruppo Telegram. Questo va dentro? Sì, giusto, mi sembra giusto. E poi? Questo va dentro? Anche, giustamente. E poi con quell'altro? E questo si tappa? Ah, ecco. Attento che esce un po'. È chiarissimo, sì. Però... La chiarezza più assoluta. Sei sicuro che è cotto a puntino, che non è troppo ancora crudo? No, perché l'uovo crudo poi non mi convince più di tanto. Però se tu sei sicuro. Il sandwich è bello che è fatto. Tu dici che già è fatto? Poi si gira prima deve girare. Probabilmente sì. Non mi fa mangiare l'uovo crudo perché veramente poi andiamo in difficoltà. Sono abbastanza impressionato da tutto ciò. Sembra sotto sembra fatto tu bene. Dovresti pagare un po' di più di salario. Ma pagare di lasciamo perdere. Ma tu c'hai la casa a disposizione a New York, gente che pagherebbe loro a me, assolutamente. Ma quando mai? Si è pronto? Ci siamo? Bravo, spegni tutto perché sennò non è il caso. Qua il gas comunque lo pago io, tu non fai niente dalla mattina alla sera, continui a mangiare cose che dovrebbero essere mie. Fammi capire quando mi arriva questo sandwich. Forza, non fare azzeccare sotto perché comunque la padella antiaderente, quindi non è possibile fare azzeccare i cibi. Portamelo di là che sto sicuramente editando qualche video. Come meta questo video, mamma mia, è proprio meta. Dall'altra parte è picciò. Ma cos'è questo entusiasmo? Lasciate un like per le cose culinarie. Ecco il like per il culinario. Lo so, lo so ragazzi, lo so, si allungava questa cosa sempre di più, ma purtroppo quando bisogna fare e mi sta venendo un certo languorino anche in questo momento, ma vi devo dire la verità, devo andare non tanto ma ho ricevuto un bel messaggio dall'amico Brian Rips, che voi non conoscete ma è importante, lo conoscerete, ve lo porterò a conoscere. Distinguished gentlemen and family, at long last I may again inquire you as well as availability for Friday
5-7 from 7 to 11 in Alpine, New Jersey for a 50th birthday play a party featuring us knuckleheads blazing a fish jam style rock and roll. Sapete che cosa significa? Sapete cosa significa tutto questo? Che io devo staccare subito e devo telefonare perché devo capire i dettagli di questa cosa incredibile. Può essere che vi porto a suonare con me, perché se c'è una serata, ragazzi, rock and roll, io vi porto con me e ci facciamo una live dalla serata rock and roll a quel che ne esce. Ci bloccano il canale, rompiamo l'algoritmo, non lo so. Vi voglio bene, vi voglio benissimo e sono tutto eccitato da questa probabile notizia. Devo semplicemente approfondirla un attimo. Vi bacio, ci vediamo domani. Video importantissimo domani alle 9 del mattino, non mancate. Iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella. Se non siete iscritti al canale siete completamente pazzi. Iscrivetevi al canale Telegram sotto, perché così potete partecipare alla giveaway, alla giveaway, alla giveaway, alla giveaway, alla giveaway, alla giveaway. Questo dovrebbe essere alla giveaway. Devo assolutamente studiarmi questa cosa qua, perché alla giveaway potrebbe essere una cosa interessante. Sigla! Questo programma è stato offerto da niente di meno un programma, cioè proprio la sigla, fluido.net e magliette, le cose, insomma, valeriofluido.oplix.com. Comunque tu ti sei montato alla testa, alla fine è un programma. Sì, ringrazio infinitamente il lavoro instancabile dei moderatori, gli abbonati bellini e i supporters, i collaboratori e tutti i vostri commenti, perché questa community è come una seconda famiglia. Ho visto una cosa, comunque è finita, cioè non è come la Marvel che uno resta nel cinema.